Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questo incontro organizzato da Apimarca. Si parlerà di BDA e laboratori e poi di convivenza tra apicoltura e agricoltura con buone pratiche apistiche e agricole. Lasciamo quindi la parola per l'introduzione dei lavori al presidente di Apimarca, Giuliano Scattolin. Buongiorno a tutti. Apimarca da anni ormai partecipa in presenza all'evento per quel che riguarda l'agricoltura di montagna qua nella sede di Longolone Fiere. Quest'anno appunto faremo questa diretta online cercando di portare comunque la vicinanza agli apicoltori e le necessità che hanno gli apicoltori per questi nuovi regolamenti, e pertanto abbiamo pensato di portare avanti l'idea di questo incontro di questa mattina, soprattutto per incentrare le novità rispetto alle normative. E il periodo poi ci porta anche a prestare massima attenzione a quelle che sono i cambiamenti sia climatici che anche ambientali. In questi ormai quasi 2 anni di Covid, comunque il mondo agricolo è andato avanti e realmente bisogna un attimino rendersi conto di dove la politica, di come portare avanti determinate situazioni che possono essere positive per l'ambito sia ambientale che porta a garantire poi una qualità di quello che è il mondo apistico, con un miglioramento nella gestione del territorio per garantire poi un approvvigionamento anche alimentare delle api. Io penso che molti di voi in questo momento stanno alimentando per salvare le api, visto che questa primavera ci ha dato grossa difficoltà. E pertanto ad oggi, con diciamo il secondo incontro della mattinata, con il dottor Furlan andremo a sviluppare quelle che poi saranno le proiezioni per diciamo, una convivenza adeguata tra il mondo apistico e il mondo agricolo. Ecco, io penso che do parola appunto ai nostri relatori, pertanto Veronica, ti cedo la parola e partiamo, insomma, ecco. Buon lavoro a tutti e grazie di essere qui a partecipare a questo incontro. Allora, buongiorno, io sono Veronica Carnio, in tanti hanno già avuto modo di comunicare con me perché sono la responsabile degli inserimenti in anagrafe apistica per l'associazione. Quindi oggi appunto vi farò una brevissima presentazione su cosa si fa in anagrafe apistica, anche perché spesso c'è molta confusione anche di terminologia, insomma delle volte non ci si riesce bene a capire. Quindi, oddio, mi è sparita la presentazione. Allora, intanto partiamo col fatto che volevo farvi vedere un po' cosa succede e com'è fatta l'anagrafe, ma uno dei tanti problemi dell'anagrafe è che è spesso in manutenzione e infatti oggi, insomma, non siamo stati fortunati perché anche oggi la banca dati nazionale è in manutenzione. Ecco qua. Quindi passiamo direttamente alla presentazione. Allora. Vediamo se riesco da qua così. Ok. Quindi oggi parliamo di anagrafe apistica che di solito è abbreviata come BDA e di tutti i suoi allegati. Qua sotto vi ho messo il mio indirizzo email, quello che è
ormai diventato l'indirizzo ufficiale per le comunicazioni che farete a me quando avrete bisogno di qualche variazione nella vostra posizione in anagrafe. Allora, intanto mi piaceva iniziare questa presentazione chiarendo un punto. BDA, BDN, Banca Dati Apistica, Anagrafe Apistica Nazionale sono tutti un po' dei sinonimi. Quindi quando qualcuno mi dice BDA io non capisco l'allegato A, come spesso succede, ma capisco l'anagrafe. Allora, l'anagrafe apistica nazionale è gestita dal sistema informativo veterinario che a sua volta è un'emanazione del Ministero della Salute e che in questo periodo insomma è stata fatta partire dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Quindi per qualsiasi problema tecnico ci si rivolge all'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Però a voi, se siete delegati, cioè se avete delegato qualcuno, questo problema vi interessa relativamente perché diciamo ci si deve interfacciare con Teramo solo quando si gestisce in prima persona la propria posizione in anagrafe. Queste sono le varie anagrafi che ci sono al momento, quindi quella dell'apicoltura non è la sola, però adesso vediamo quella. Allora, l'anagrafe apistica nazionale è stata istituita dopo il decreto ministeriale del 4 dicembre del 2009. Perché? Perché ad un certo punto si è visto che si erano manifestate delle necessità, soprattutto per quanto riguarda la tutela economica e sanitaria, la profilassi degli animali e anche la valorizzazione del patrimonio apistico nazionale. C'era anche un bisogno, insomma, di allineare il settore per quanto riguarda le nuove norme di sicurezza alimentare, di farmacosorveglianza, però era anche uno strumento per, diciamo, rendere efficienti quelle che erano le politiche di sostegno all'apicoltura, anche la tutela e la salvaguardia dell'ecosistema, si pensi insomma all'introduzione di cosiddetti ecotipi diversi in zone di rispetto, insomma, ma anche un miglioramento delle condizioni del settore, insomma, sapendo come e dove erano dislocati gli apiari, la consistenza, insomma, media di quella che di quello che poteva essere il patrimonio apistico personale dell'apicoltore, insomma, quanti alveari per apicoltore, diciamo sono dei dati molto, molto interessanti, anche per far capire al legislatore quali potrebbero essere le nostre necessità di apicoltori. Sì, e anche diciamo per avere un coordinamento, si sta tentando di avere un coordinamento a livello sanitario, tipo non so, gestire i trattamenti per la varroa tutti nello stesso periodo, insomma questi sarebbero un po' gli obiettivi di questo sistema. Scusa Veronica, Sì. Veronica, scusa se ti interrompo, noi riusciamo a vedere però solo la prima diapositiva, non so, sei andata avanti Quale, con le altre, siete con le ancora alla altre prima pagina? slide? E io vedo solo questa, però non so se è solo il mio caso. Magari chiedi ai colleghi. Confermo che c'è solo la prima pagina. Sì, anche io confermo. Oddio mio. Il BDA e i suoi allegati. Sì, forse devi provare a scoprire, perché immaginavo, perché vedevamo a fianco le altre. Confermo. Oddio mio, non so. Cioè adesso vedete uguale? Sì. Oh cavoli. Faccio un attimo uno stop. Riattiva direttamente dal file. Ma io ho Linux, quindi non so se funziona nella stessa maniera. Uffi. Allora, vediamo. Così si riesce.
Veronica, se vuoi provare... Se vuoi provare, visto che usi Linux, dovrebbe forse darti l'opzione finestra, Zoom su Linux. Me la dà però. Dopodiché devi interagire con la... Tu devi avere davanti la finestra, la tua presentazione quando lavori, non Zoom ovviamente. Adesso vedete? Sì, sì. Sì, adesso si vede, benissimo. Benissimo. Oh, scusate. È la prima volta che faccio una presentazione, di solito le seguo e basta. No, però ogni tanto mi riavvolgere. Hai mai visto Cambia la tua vita come Click? Sì. Che aveva il telecomando che andava avanti e indietro. Ok, Chiedo adesso cortesemente vedete? agli altri presenti confermo. di disattivare il microfono per cortesia. Ma perché sappiamo dentro i cambiamenti? Questa è una contastoria. Ok, allora continuo. Bene, questa è come si vede come si vede la schermata dell'anagrafe quando Riattiva. Scusami, Veronica, riattiva il microfono per cortesia. mi sentite? Sì, grazie. Ok, questa è la schermata che vedo quando entro, diciamo, nell'anagrafe. Insomma, sono disponibili tutte le anagrafi degli altri animali, a noi ci interessa quella dell'apicoltura. Ecco qua di cosa vi stavo parlando quando ci siamo interrotti. Della legislazione che c'è dietro l'anagrafe apistica, che è stata istituita col decreto ministeriale del 4 dicembre del 2009, dopo ovviamente le solite lungaggini che hanno portato all'approvazione del manuale operativo, quindi il manuale di istruzioni con l'attribuzione delle responsabilità e diciamo la stesura dei vari allegati che servono per operare in anagrafe, che anche questo è un decreto ministeriale dell'11 di agosto del 2014. Quindi questo manuale per la gestione dell'anagrafe apistica è stato pubblicato il 16 dicembre del 2014 nella Gazzetta Ufficiale 291. Dove c'è pubblicato appunto tutto il decreto di approvazione del manuale operativo e dove praticamente hanno detto a quelli che sono i vari attori dell'anagrafe come va operato, chi ha la responsabilità di inserire i dati, chi ha la responsabilità di accettarli, eccetera, eccetera. Allora, com'è fatta questa anagrafe apistica? Quindi abbiamo capito tutti che per BDA io intendo l'anagrafe apistica. Veronica, sì. Scusami, prova a scendere, a cambiare diapositiva e slide, perché noi continuiamo a vedere la seconda. Oddio. Cliccati sulla... Ecco, adesso, io credo che tu debba cliccare... Adesso vedete? Sopra. Sì, adesso vediamo. Ok. Tu devi cliccare sopra. Ottimo, scusami, sai, ma a me succede sempre... Io quando... non so cosa vedete, quindi mi fa piacere se qualcuno mi fa sì, notare queste cose. Noi te lo diciamo. Grazie, scusami. Ok, allora io per BDA intendo l'anagrafe, quindi tutto il pacchetto che diciamo si costruisce su questi elementi qua. Quindi la denuncia e la registrazione che fanno gli apicoltori dei propri allevamenti. La struttura in sé, l'infrastruttura informatica, quindi la banca dati, e il cartello identificativo che viene prodotto a seguito della denuncia e della registrazione e qualsiasi movimentazione che si fa la chiusura dell'attività di apicoltura. Quando uno si stufa di fare l'apicoltore deve chiudere l'attività, e i censimenti. E su cosa si basa il BDA, quindi qual è il motore che lo fa andare avanti? Sono le denunce e le comunicazioni annuali, quindi i censimenti.
I censimenti sono quelli che noi facciamo ogni anno, quindi noi apriamo la nostra attività, ogni anno dobbiamo fare un censimento per inserire la situazione corrente del nostro allevamento. Il censimento si fa dal 1° novembre al 31 dicembre. Cosa succede? Succede che di solito lo faccio, cioè va a finire che si fa proprio il 31 di dicembre e quindi mezz'ora prima di stappare lo spumante sono ancora lì a inserire i censimenti. Ma di questo ne parleremo dopo. Ovviamente tutto ciò si basa su questa assegnazione del codice univoco, quindi ad ogni apicoltore viene, assegnato il codice univoco. Questo codice univoco, è proprio dell'apicoltore, viene dato in base alla sede legale dell'attività, che è sede legale anche in caso di attività per autoconsumo, ed è buono su tutto il territorio nazionale. Quindi se io sono di Venezia, un apiario a Bolzano, il mio codice identificativo avrà VE di Venezia, di provincia di Venezia, sul mio codice, non è che devo aprire un'altra posizione in un'altra provincia. Ed è in pratica il cartello che noi ci mettiamo in apiario e il numero che dobbiamo mettere in ogni comunicazione che noi facciamo per agire sulla nostra posizione in anagrafe. E di tutte le registrazioni. Quindi ogni proprietario di alveari, quindi anche se ne ho uno, anche se prendo lo sciame e mi diverto a comprarmi l'arnia, deve registrarsi all'anagrafe apistica nazionale. E come lo fa? Lo fa all'inizio della sua attività di apicoltura o almeno entro 20 giorni dall'inizio dell'attività mediante l'allegato A. Inoltre in Veneto un'altra cosa molto importante che si può fare sulla piattaforma dell'anagrafe apistica è quella di dare comunicazione al SUAP dell'inizio dell'attività. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io inizio un'attività di apicoltura, ad un certo punto avrò del miele da lavorare. E quando io ho del miele da lavorare, anche in autoconsumo, in teoria io dovrei registrare, dichiarare al SUAP che io inizio questo tipo di attività. Questo perché c'è un regolamento europeo che fa parte del pacchetto igiene, che è il numero 852 del 2004, che tratta dell'igiene dei prodotti alimentari, in particolare delle produzioni primarie, e questo pacchetto igiene ci dice che se noi siamo apicoltori, produciamo degli alimenti, anche se questi alimenti rimangono rimangono circoscritti a quelli che sono i nostri amici e parenti, noi comunque diventiamo OSA. OSA siamo operatori del settore alimentare, in quanto OSA abbiamo delle responsabilità. Scusa Veronica, Sì? credo che devi selezionare le slide selezionandole alla sinistra del tuo schermo. Perché sono avanti. Cioè io non le vedo così. Ecco, adesso boh. Ogni Vabbè. volta che cambi slide seleziona a sinistra. Ok, allora io resto così se voi vedete. Sì, però ricordati, ecco, Ok. ricordati di selezionarle a sinistra. Se no non scorrono. Vediamo così. No, ok, bene. Fatto una cavolata. No. Uffa. Così vedete? Non capisco perché non vediate così. Prova ad andare avanti. Sì, vediamo questa schermata qui, però vediamo solo questa, ecco, non puoi passare da questa modalità, non puoi passare da una schermata all'altra. Ok. Se io ve la apro così un attimo.
con Linux non devi vedere due schermi. Questa presentazione se hai due schermi è molto meglio. Proviamo così? Così vedete? Perfetto. Ok. Il PDF è sempre un ottimo modo per fare le cose. Ok. Quindi, cosa stavamo dicendo? Sì, che in anagrafe apistica noi non regolarizziamo solo la nostra posizione come proprietari e detentori di api. Io adesso non vedo niente però. No, veramente? Gli altri No. vedono? Sì, sì, no, si vede bene adesso, è corretto. Anche in streaming vedo che è perfetto. Ok. Non è solo un modo per regolarizzare la nostra posizione come proprietari di api, però è anche un modo per regolarizzare la nostra posizione come produttori di miele, quindi operatori del settore alimentare. Questa era una cosa che era in previsione nel decreto ministeriale originario, ma che in realtà non è ancora attivo in tutte le regioni, però noi siamo fortunati perché in Veneto sì. Quindi noi, quando iniziamo a essere apicoltori e quindi produttori di miele, possiamo attraverso l'anagrafe apistica fare automaticamente la nostra dichiarazione al SUAP di inizio attività, che è una cosa molto importante che poi vi spiegherà meglio il dottor Cremasco, perché diciamo è un po' il suo argomento di oggi. Quindi diciamo che la Regione Veneto ha emanato una circolare che c'è anche arrivata a tutti noi soci di Apimarca, che in qualche maniera dà comunicazione di questa attivazione, di questa possibilità di fare questa comunicazione al SUAP attraverso la banca dati. E questo è molto semplice perché basta selezionare sì alla voce laboratorio di smelatura, cioè arrivando proprio a quello che è il succo della questione, quindi all'allegato A, il nostro caro amico, che è questo, insomma, quello che ormai conoscerete tutti, la pagina frontale e la pagina retro, che va compilato in ogni sua parte. Soprattutto la seconda pagina, che è quella che di solito i soci non mi compilano mai. Allora, nell'allegato A originale, quello che c'è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in realtà non è presente nessuna spunta per indicare se c'è o no il laboratorio di smelatura. Ma il nostro socio Rino Cassian l'anno scorso l'ha aggiunta e io la trovo un'idea molto comoda. Nell'allegato A di Apimarca, che è sia il documento ufficiale che ci serve per fare gli inserimenti in anagrafe e sia per adesso il documento che serve a iscriversi in associazione, c'è la possibilità di indicare se abbiamo o no il laboratorio di smelatura. Questa non è un'indicazione da poco. Allora, secondo questa circolare qua, è facoltativa in caso noi siamo in autoconsumo e siamo in una situazione in cui nel nostro apiario ci sono meno di 10 alveari, ma diventa obbligatoria quando superiamo questo numero. Sono previste da questa circolare varie casistiche, quindi non è che se io supero i 10 alveari per forza devo avere il laboratorio di smelatura, posso anche mettere no. Ma diciamo ci sono anche molte situazioni per cui si può mettere sì, anche quando si utilizza il laboratorio di un altro apicoltore. Quindi se io smielo, alla fine di questa circolare, che in teoria dovrebbero aver ricevuto tutti i soci, ci sono delle tabelle che indicano tutte quelle che sono le varie situazioni. Tipo se uno si appoggia a un altro apicoltore. Quindi se
smiela presso un altro apicoltore che alleva e produce alimenti, eccetera. L'ospitato mette no, l'ospitante mette sì. Quindi non è, diciamo, una cosa che ci deve spaventare. Però ricordiamoci che sta diventando obbligatoria questa indicazione qua. Quindi prego tutti i soci che a novembre, quando ci sarà il prossimo censimento, vi ricordiate di mettere la spunta sì o no in questa parte qua, dove viene indicato il laboratorio di smielatura. Vabbè, dopo questo preambolo sulla comunicazione SUAP del laboratorio di smielatura, ritorniamo all'allegato A. Allora, c'è un sacco di confusione, perché insomma non sappiamo come chiamarlo, lo chiamiamo BDA qualsiasi cosa. Questo è l'allegato A e spero che sia chiaro per tutti. Gli allegati A dovrebbero arrivarmi dal 1° di novembre alla fine di novembre, perché io possa fare i censimenti dei soci di cui dispongo la delega. E dovrebbero essere compilati in ogni sua parte, sì, anche se io magari ho già gli stessi dati dall'anno prima, perché in realtà non so cosa può essere cambiato della vostra vita, tipo non so se avete cambiato l'indirizzo, non so se avete cambiato il numero di telefono, non so se nel frattempo siete diventati apicoltori biologici, non so se avete aperto degli apiari del nomadismo. Allora, vediamolo insieme in ogni sua parte. Denominazione azienda, spesso è il vostro nome e cognome e basta. Il codice univoco identificativo è il vostro codice apicoltore, che è quello sul cartello che avete in apiario, e va scritto qua e va scritto sempre. Perché se io non lo vedo scritto, con 700 soci che abbiamo, non è, cioè, io penso che voi siate dei nuovi apicoltori che vi registrate per la prima volta e perdo un sacco di tempo. Poi qua va cognome, nome, quando siete nati, dove siete nati, quando siete nati, il vostro codice fiscale, per piacere scrivetemelo sempre, perché con i simulatori online non mi viene mai la lettera casuale giusta, quindi perdo un sacco di tempo, vi devo chiamare, quindi per piacere il codice fiscale va scritto bene, va scritto sempre e leggibile. Partita IVA, nel caso voi abbiate una partita IVA legata all'apicoltura, quindi se avete una partita IVA che non c'entra niente con l'apicoltura non va scritta. Indirizzo per intero, anche col numero civico, perché spesso mi arrivano degli allegati A senza numero civico, il comune di residenza vostro, il CAP, la provincia, numero di telefono e email. Cioè, numero di telefono e mail non è che potete non scriverli. Non è che vi arriva della pubblicità a casa, è il modo che i veterinari hanno per comunicare con voi. Ed è anche, diciamo, sono anche 2 campi obbligatori per le iscrizioni in anagrafe. Se io non ho queste informazioni, io non riesco a finalizzare la vostra iscrizione. Io ho ancora una socia ferma da quest'estate che non mi ha comunicato né il numero di telefono né la mail, io non riesco a chiamarla, a comunicarle che ho bisogno di questi dati perché non li ho, e quindi lei adesso avrà delle api, perché sicuramente si sarà aperta l'apiario, in una condizione di multe salate di qualche migliaio di euro, perché lei è detentrice di api ma non è iscritta all'anagrafe. Quindi mi raccomando, telefono e mail vanno sempre scritte. Se non avete la mail, quella di vostro nipote, magari anche quella dell'associazione, però me lo dovete comunicare. Cioè io non ho la mail, non ho modo di guardarla, non ho parenti che mi possano aiutare, però dovete dirmelo. Poi questi dati vanno compilati in caso voi siate apicoltori per conto di un'azienda. Oppure se ci sia un detentore che è diverso dal proprietario degli alveari. Però diciamo che questi sono dei casi un po' che non ci interessano, perché la maggior parte dei nostri soci è proprietario, gestisce le proprie api per sé, e quindi questi non vanno compilati se non è il vostro caso, insomma.
Anche qua c'è una parte, insomma, che non viene mai presa in considerazione. Quando voi vi iscrivete per la prima volta all'anagrafe, dovete dire se vi arrangiate voi per la compilazione, ma la compilazione della banca dati su internet, o se delegate una persona. Io spesso ricevo degli allegati A dove non è spuntata persona delegata, quindi in pratica loro non mi hanno dato il permesso di poter gestire i loro dati, come invece di fatto è. E poi vabbè, gli estremi della persona delegata, qua mi arrangio io perché scrivo i miei dati. Questa è la seconda facciata che va sempre compilata. Spesso mi arrivano degli allegati compilati solo in prima facciata. E invece no, perché voi dovete sempre indicare il numero di alveari che possedete complessivamente nella data in cui firmate la carta. Questa sembra una banalità, però poi quando ci sono magari da richiedere dei finanziamenti, spesso viene richiesto questo documento qua, che di solito resta a me, però se a qualcuno serve posso rispedire una copia senza problemi. Quindi anche questa riga qua va sempre compilata. E dopo qua c'è la tabella famosa, dove va indicato il numero progressivo dell'apiario, quindi a ogni apiario quando viene iscritto in anagrafe apistica viene assegnato un numero progressivo e bisognerebbe ricordarselo. Quanti alveari ci sono nell'apiario, quindi io nell'apiario numero 1 che ho a Mestre in via Vallon scrivo 1, quanti alveari ho? 8, quanti nuclei ho? 2, il comune nel mio caso è Venezia. Località e indirizzo. Qua va sempre scritto l'indirizzo completo, quindi se io ho un apiario ben localizzato, dove so la via, tipo il mio è via Vallon 101, scrivo via Vallon 101 Venezia. Se io ho gli alveari in un campo sperduto in montagna, mi deve scrivere perlomeno la località e deve per forza mettere le coordinate geografiche. Perché ve l'avrei mostrato se la piattaforma non fosse in manutenzione. Quando io inserisco un nuovo apiario, mi viene un pop-up, viene fuori un pop-up con l'immagine satellitare, quindi tipo Google Maps, in cui mi viene chiesto di posizionare un cursore di posizione. Quindi io non mi posso inventare niente, cioè voi dovete andare su Google Maps, cercarvi le coordinate e magari controllare che siano giuste. Dopo fate una ricerca con le vostre coordinate e controllate che la spunta di Google Maps sia posizionata in posizione corretta. Se io non ho queste informazioni, io non posso fare l'inserimento. E quindi voi rimanete con un apiario non censito e rischiate multe di qualche migliaio di euro. Poi qua vanno indicate la tipologia di attività, quindi se producete per autoconsumo o se producete per commercializzare. Anche qua io non posso inventarmi niente delle vostre attività, dovete sempre scrivermi se producete per autoconsumo oppure no. Se cambia qualcosa io non lo posso sapere solo se quando vi censisco a novembre voi mi spuntate la casella giusta. Stessa cosa per apicoltura convenzionale biologica. E stessa cosa per apiari stanziali e nomadi. Una cosa importante. Quando censiamo a novembre, noi dobbiamo censire anche gli apiari dove siamo a 0. Quindi dobbiamo censire anche gli apiari del nomadismo. È chiaro che io a novembre ho 0 apiari sul Montello. Perché? Perché non c'è la caccia, io sono con base a Venezia, quindi non ho apiari attivi. Ma io devo comunque mettere l'indicazione del mio apiario, quindi il numero di alveari, il numero di nuclei, che in questo caso sarà 0, il comune, la località e le coordinate di dove li ho messi in primavera e dove li ho tolti, insomma. Quindi dobbiamo comunque censire un apiario a 0.
Poi l'ultima indicazione è quella della sottospecie. Quindi cosa alleviamo? Cioè principalmente la nostra associazione ha apicoltori che allevano ligustica o carnica, ecco. Poi mi raccomando, non dimenticatevi qua di firmare, perché altrimenti questo documento non vale. Allora, mi piacerebbe farvi passare questo messaggio qua. Questa non è solo la carta di iscrizione all'associazione, ma è soprattutto un documento che vi mette al sicuro dalle multe che vi potrebbero fare i veterinari. Per qualsiasi cosa, non fa fede il mio inserimento sulla piattaforma internet, fa fede questa che è la vostra dichiarazione. Quindi è importante compilarla bene perché è nel vostro interesse ed è importante firmarla perché altrimenti non vale, perché potrei averla compilata io a caso o compilato qualcuno, si presenta con i vostri dati e vi fa una dichiarazione a caso. Insomma, non è, cioè è una cosa seria, è un documento serio questo qua. Poi l'ultima cosa che vi voglio dire sull'allegato A è che siamo tantissimi soci, siamo qualche centinaio di soci. Col coronavirus ci sono stati un sacco di problemi dovuti al fatto che non ci sono state le riunioni, abbiamo fatto fatica ad incontrarci. Quindi tanti di questi allegati mi sono arrivati in formato digitale. Addirittura mi sono arrivate delle fotografie su WhatsApp. Ecco, io quest'anno vorrei che ci organizzassimo un po' meglio. Cioè mi piacerebbe che mi arrivassero in formato telematico solo allegati A in formato PDF e possibilmente rinominati con il vostro nome e cognome. Perché mi arrivano centinaia di file ed è un casino rinominarli tutti quanti. Dopo, quando ci servono a me o servono a voi, io faccio veramente tanta fatica a trovarli. Soprattutto quando mi arrivano su WhatsApp o quando mi arrivano su WhatsApp, che ne so, di sera, che magari, okay, vedo, però poi la mattina dopo mi dimentico. Voi per piacere, dovreste cercare tutti di mandarmi i prossimi censimenti a questo indirizzo qua, bda@apimarca.it, e preferirei dei formati PDF e possibilmente rinominati con il vostro nome e cognome. Lo so che è una cosa un po' diversa da quello che si faceva fino adesso, però purtroppo siamo in una situazione mondiale, quindi non solo di associazione, ma mondiale, che ci chiede un passo avanti tecnologico. Ecco, quindi cioè mi piacerebbe insomma un po' più di ordine, anche perché diventa veramente difficile altrimenti. Ecco qui. Poi, io so che il direttivo ha in mente, diciamo, di delegare molti di questi lavori ai responsabili di zona, quindi magari, sarà anche cura dei responsabili di zona farmi arrivare delle carte più ordinate, ecco. E adesso un rapido excursus su quelli che sono gli altri 2 allegati, dell'anagrafe apistica che è l'allegato B, che è la dichiarazione di cessazione dell'attività di apicoltura. Cioè, signori, quando diciamo anche ai soci che stiamo seguendo come tecnici, che l'apicoltura non è mettere le api in una scatola e aspettare che avvenga la magia, ma è un mestiere, anche se non lo facciamo come lavoro, e quindi va seguito seriamente. Se ci prendiamo le api, ci iscriviamo all'anagrafe. Quando decidiamo che siamo stufi o per vari altri motivi, la posizione in anagrafe va chiusa. E questo è legge, cioè questo c'è nel manuale operativo dell'anagrafe. Quindi non è che che se voglio essere una persona ordinata lo faccio, si fa per forza. Anche qua è molto chiaro cosa bisogna fare. Bisogna compilare questo allegato B, che è scaricabile dal sito Apimarca. Apimarca ha un sito che è www.apimarca.it. C'è un tasto in menu sulla pagina principale che si chiama Downloads e là sono presenti tutti questi allegati qua. Quindi se ci servono scarichiamo il PDF, lo compiliamo e lo rimandate a me. Anche qui diciamo che i tratti salienti che dovete comunicarmi, cioè dovreste compilarlo tutto, però per piacere la cosa principale per me è il codice univoco identificativo, perché altrimenti è difficile trovarvi. E la data in cui cessate l'attività.
Prima di cessare l'attività sarebbe meraviglioso avere un allegato A in cui voi mi diciate che nei vostri apiari non ci sono più alveari. Però, diciamo, è una cosa che di solito io do per scontata, anche se non dovrei, vi metto a zero tutti gli apiari, perché io non posso chiudere un'attività di apicoltura con degli apiari attivi, in teoria. Dopo l'allegato B c'è l'allegato C, anche questo è scaricabile dal sito, che è il famoso documento di accompagnamento, che è da compilare solo se vi spostate. Allora, è da compilare sempre quando c'è una compravendita, quindi un'entrata e un'uscita, o un'uscita, anche di api regine. Se dovete fare nomadismo, non è che sia sempre necessario compilare l'allegato C, perché se voi vi spostate all'interno della provincia e questo spostamento non comporta un'attivazione o una disattivazione di apiari, voi potete non compilare niente e non avete bisogno di attestazione sanitaria. Questo è ben illustrato da quella che è stata questa emanazione del Ministero, che va in deroga ad alcune che erano delle indicazioni che erano presenti nel manuale operativo della banca dati apistica, perché si è visto che complicava estremamente la vita degli apicoltori. Allora il Ministero è venuto incontro a queste esigenze e trovate tutte le indicazioni. Ecco, in realtà questo allegato C dovrebbe essere compilato massimo entro i 7 giorni dall'avvenuto spostamento, sempre che rientrate nella casistica di spostarvi fuori provincia oppure di esercitare un'attività di compravendita, anche delle regine, cioè vanno caricate se arrivano da fuori anche le regine. Niente, vi ho annoiato abbastanza, quindi grazie per l'attenzione e vi ricordo che io sono sempre contattabile all'indirizzo mail bda@pimarca.it. In più c'è anche, diciamo, uno sportello telefonico per le urgenze che è il mio numero di telefono ed è attivo da lunedì, ogni lunedì dalle 6 alle 20. Ecco. Allora, grazie Veronica, e tutte queste info poi verranno inviate con la news che uscirà a fine di questa settimana, che è la news per il mese di maggio e di giugno, con tutta quella che è la programmazione per i mesi successivi e anche quella che è l'informatizzazione della nostra associazione che stiamo attivando proprio per migliorare quelle che sono le procedure per appunto la verifica dei dati. E appunto avremo una nuova appunto iniziativa con responsabili del territorio che a fine mese andremo a individuare con una riunione dei tecnici, perché i tecnici bisogna che siano presenti sul campo e non soltanto a livello nominativo, e pertanto c'è la voglia di ingranare la marcia, una marcia in più. Ecco, io adesso ringrazio Veronica e se avete delle domande, non so. Adesso partiamo, ecco appunto, se c'è qualcosa magari mettiamola al termine dell'intervento del dottor Cremasco e così andiamo magari a chiudere poi il cerchio, visto la mattinata che ci aspetta la seconda parte, e abbiamo un po' di tempo per fare qualche domanda eventualmente. Allora direi di dare la parola a Stefano e quindi partiamo. Grazie Presidente, grazie a tutti. Ringrazio anche per l'invito che mi avete fatto e vengo sempre a parlare volentieri con Apimarca. Siete un'associazione molto attiva e vedo che anche la dirigenza è sempre molto attenta a informare i propri apicoltori. Quindi
grazie ancora. E termino con i ringraziamenti anche con Veronica, ci sentiamo spesso, mi rimprovera spesso, quindi devo dire che c'è una buona collaborazione anche nel senso di aiutare gli apicoltori. Ha parlato di sanzioni, diciamo che le sanzioni cerchiamo di darle poco, noi veterinari, però devo informarvi che ci sono altri organi, altre autorità che vengono a controllarvi, in primis la forestale, ma anche altri organi di polizia locale che possono informare e possono anche, hanno nelle loro competenze anche un apparato sanzionatorio, cioè un apparato impositivo, poi diventa sanzionatorio, anche più incisivo del nostro. La nostra attività sapete che è un'attività di prevenzione, di conseguenza si tende a cercare di aiutare l'apicoltore a mettersi in regola. Però è doveroso sottolineare quanto indicato da Veronica, che le sanzioni sono molto pesanti. Ecco. Allora io cercherei, adesso mi manca poco, ma cercherei di farvi un po' di chiarezza su quello che mi è stato affidato, ovvero le sale di sbilatura, come si deve comportare l'apicoltore. Veronica l'ha introdotto e seguendo il suo consiglio vi farò vedere un PDF che evita praticamente le difficoltà dell'informatica. Purtroppo io preferisco la presenza, ma insomma dovendo utilizzare anche questi sistemi che sono tra l'altro molto utili. Mi trovo adesso presso il mio ufficio piuttosto che a Longarone, anche se è un bellissimo luogo. E ringrazio, ecco, termino con ringraziamenti, ringrazio anche gli organizzatori e la Longarone Fiere. Provo a condividere lo schermo. Ecco, condividi. Ecco, spero che vediate tutti io vi ho riportato la DGR, ma meglio i chiarimenti che la regione ha fatto in base alla DGR 394/2020 sull'attività di svelature e adempimenti amministrativi. La vedete tutti? Mi date un'informazione? Veronica? Sì, Benissimo. si vede. Benissimo, grazie. Quindi non sarà bella come delle slide, però insomma è molto utile e si spera non si blocchi. Ecco, queste delucidazioni sono state fatte opportunamente dalla dottoressa Favaro e dottoressa Amorena con la supervisione del dottor Brichese, che è il nostro veterinario regionale, proprio per chiarire e per aiutare gli apicoltori nella loro attività. Il tutto veniva, trovate tutto questo sulla delibera che Veronica ha indicato avervi dato a tutti, girato a tutti, e quindi vi invito a leggerla, specialmente nella parte degli schemi, a chiarire quelle DGR regionali che andavano, come si vede, ad aggiornare le procedure di notifica e registrazione. Queste sono queste delibere regionali vengono a applicare dei regolamenti CEE e che, si diceva proprio con Veronica, hanno lo spirito diciamo della facilitazione e in particolare della facilitazione per le piccole produzioni. Non a caso noi in Veneto abbiamo anche un progetto per le piccole produzioni locali che a mio parere aiuta molto gli apicoltori. Ma vediamo di punto in punto, ho sottolineato le cose che ci possono interessare e da cui possono partire delle discussioni. Io cercherò di farvi chiarezza, ma vi dico, non esprimo le mie opinioni personali, ma vi indico ciò che è stato già chiarito con questa delibera e si rifà delle normative nazionali europee. Quindi molto velocemente, Veronica vi ha spiegato molto bene che cos'è e qual è la funzione della banca dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale. Faccio un inciso, è spesso in manutenzione il sistema, ma dovete capire che riceve milioni e milioni di dati, tra cui probabilmente più di 100.000 e più apicoltori da tutta Italia. E quindi insomma non voglio giustificare, io ero un sostenitore delle anagrafi della BDR, della banca dati regionale, che funzionava forse, era molto più snella, però purtroppo
dobbiamo attenerci a delle indicazioni nazionali. E in questa definizione vi devo sottolineare cos'è OSA, sia una persona fisica e giuridica, cioè colui che opera nel settore alimentare ma produce, trasforma, detiene, e nel caso specifico dell'alveare, i prodotti dell'alveare. E nel caso dei prodotti degli apicoltori si indica anche l'autoconsumo, e vedremo poi cosa si deve intendere per autoconsumo. La notifica sanitaria è un obbligo di legge per chi appunto lavora, manipola, trasforma prodotti di uso alimentare. Questo, devo sottolineare, è un obbligo che è dettato da una necessità da parte delle autorità competenti, una necessità nel controllo. Voi sapete che noi non possiamo controllare tutto, è impossibile, non sarebbe neanche corretto, perché è stato tutto delegato alla responsabilità dell'OSA, dell'operatore del settore alimentare. Quindi io dico sempre a lezione degli apicoltori: voi siete responsabili di ciò che fate e l'autorità competente deve verificare la vostra responsabilità e la vostra competenza. Tant'è che non si parla più, o non si vuole più incidere con i sistemi, se non per grandi strutture, sistemi dell'HACCP, che sono ottimi, però in particolare per le piccole produzioni si preferiscono di manuali di autocontrollo, o meglio manuali di buone pratiche. Ancora, sempre nelle definizioni dovete capire che cosa è un'attività primaria e cosa è un'attività secondaria. Un'attività primaria, in particolare in agricoltura e poi in apicoltura, comprende tutto l'allevamento delle api e di conseguenza anche delle operazioni che arrivano fino all'invasettamento, all'imballo del vostro prodotto. Ecco, tenete conto invece, perché a volte questo non è sempre capito, che tutte le operazioni che avvengono su quel prodotto che è chiaramente primario, il miele, come possono essere l'utilizzo del miele per produrre l'idromiele, l'aceto di miele, o anche la sola introduzione di frutta secca all'interno del miele, cioè che prevede una manipolazione in quel prodotto, è un'attività di tipo secondario, e quella vedremo che necessita della registrazione, o meglio della notifica alla ASL. Invece per la produzione primaria sono previste delle esenzioni, o meglio delle semplificazioni. Allora, Veronica vi spiegava proprio che il tutto, quello che vi dirò, tutto quello scritto in queste delucidazioni sta in una bella tabella, ma è il caso anche di vedere punto per punto, no? Diciamo che il punto principale che è riservato a tutti i manipolatori di sostanze alimentari è quella della notifica, e nel caso diciamo principe dell'apicoltore, ovvero l'apicoltore che esercita la propria attività e che manipola il proprio prodotto, è diciamo obbligato a dare comunicazione all'ASL tramite il SUAP, che è l'acronimo di Sportello Unico delle Attività Produttive, affinché la ASL, a seconda della tipologia dell'attività, possa effettuare dei controlli ufficiali, che vi ho detto saranno dei controlli a campione, o meglio ancora, secondo la prospettiva dell'Unione Europea, saranno dei controlli basati sul rischio, sulla categorizzazione del rischio. In parole molto semplici, è chiaro che un apicoltore con 10 alveari avrà delle manipolazioni meno rischiose rispetto a un apicoltore che manipola i melari suoi o di altri apicoltori, o in una quantità superiore ad un certo numero che vedremo. Sono previste delle esenzioni o delle semplificazioni che vi dirò. Che cosa si intende per autoconsumo, no? Per autoconsumo, quando devo farvi un inciso, quando la dottoressa Favaro mi ha chiesto personalmente e ha chiesto al gruppo dei veterinari apisti della regione
Sapete che abbiamo creato questo gruppo di veterinari apisti proprio per aiutare il settore dell'apicoltura, o meglio, per uniformare i nostri comportamenti a livello regionale. Quando ci fece questa domanda, noi tutti, con visioni un po' magari chi più permissive e chi meno, avevamo indicato che autoconsumo significava il consumo proprio della propria famiglia e, a seconda della nostra esperienza, della mia personale ma anche di altri, l'autoconsumo si poteva esprimere da un minimo di 3 alveari ad un massimo di 10 alveari, ovvero noi veterinari, io personalmente mi categorizzavo in un apicoltore molto scarso e quindi riuscivo, essendo scarso, riuscivo a produrre circa 20 kg per alveare quando mi andava bene, quindi avendo 5 alveari potevo produrre circa 100 kg di miele e non avrei mai consumato quella quantità di miele personalmente con la mia famiglia. Io personalmente ne consumo circa 30 kg all'anno, mia moglie forse 2 kg, ma comunque secondo me 5 alveari potevano andare bene. È prevalso il buon senso ovvero si era deciso che per un proprio autoconsumo, un autoconsumo che comprendesse, vedete, anche una cessione gratuita a una famiglia allargata, ci fossero i 10 alveari. Questo non deve essere un limite, come diceva la dottoressa Carnio, Veronica, non deve essere un limite che vi deve porre delle barriere. In qualche riunione di apicoltori ho trovato delle persone che mi dicono: se io ho più di 10 alveari, gli altri li devo sopprimere. No, non avete questo limite. Questo limite indica solo qual era il margine per indicare, cioè era un punto di riferimento. Chiaramente non poteva essere sostenibile un autoconsumo a 40 alveari, era non solo improponibile, ma probabilmente anche ridicolo. È spiegato anche bene che la cessione gratuita, pur anche comprendendo una cessione di una sostanza alimentare, diciamo che è permessa anche, è tollerata quando è occasionale. Sul termine occasionale potremo parlare per più e più ore, ma quando non è occasionale è una cessione tollerata. In realtà diciamo che anche la legge europea dice che anche la cessione gratuita è compresa in quelle cessioni di sostanze alimentari. Comunque vedete che l'apicoltura, un po' per il prodotto e un po' per il prodotto miele, che diciamo per antonomasia è un prodotto sano, con molti meno problemi rispetto ad altri prodotti, abbiamo delle facilitazioni. Ovvero, in particolare, quando l'apicoltore fa per autoconsumo, è ovvio che, come per tutte le cose in autoconsumo, non è tenuto alla notifica sanitaria. Non è neppure tenuto, vedete, a indicarmi. Su questo ci siamo scontrati più volte con la dottoressa, ci siamo chiariti più volte con la dottoressa Veronica. Non è neppure obbligato a indicarmi il laboratorio di smelatura. È obbligato, e dovete ascoltare i suoi consigli, è obbligato a indicarmi autoconsumo, quindi si dà il caso che per autoconsumo ci siano il minimo 10 alveari. Io personalmente non ho mai posto problemi se un apicoltore mi indica autoconsumo, se ne ha anche più di 10 alveari, anche 40, perché tante volte mi è stato spiegato che il suo miele viene utilizzato per fare il bagno ai familiari. Mi piace, alla moglie piace molto farsi il bagno nel miele, e quindi di conseguenza io non ho mai posto problemi. Ognuno è responsabile poi di quello che dichiara. Quindi è obbligato a dire autoconsumo, non è obbligato a dirmi se ha il laboratorio di smelatura. Cos'è che io dicevo? Vedete che molte volte gli apicoltori nelle loro vendite occasionali, nelle loro cessioni occasionali, si rendono quasi, si espongono, e quindi dicevo: indicatemi se avete o non avete un laboratorio, se fate delle cessioni occasionali, perché questo, e nessuno vi assicuro andrà a indagare, se uno mi indica in autoconsumo, nessuno andrà a categorizzare quella vostra attività come un'attività più pericolosa rispetto ad altri, però era opportuno.
ma non ne avete l'obbligo. Poi vi indicherò in una precisazione che invece sarebbe opportuno indicarla. Quindi questo per quanto riguarda l'autoconsumo. Però questo apicoltore, come detto bene dalla dottoressa Veronica, può non avere locali, può non avere disponibilità nella propria azienda. Quindi gli è consentito, sia per il proprio autoconsumo, sia per la commercializzazione, andare a avere un laboratorio di appoggio. Quindi andrà a indicare, questo tengo a sottolineare, se lui non ha un suo laboratorio, è bene, Veronica, indicare no, io non ho un laboratorio, quindi in quel caso è no, però mi attengo, mi rivolgo a un altro apicoltore, quindi lo spiegherà eventualmente, a un altro apicoltore che perché lui ha almeno 10 alveari lo può accogliere anche se lui stesso ha al massimo 10 alveari, però in questo caso lui, questo apicoltore ospitante, andrà a indicare sì nel suo laboratorio di smedatura, nella sua indicazione nell'allegato A. Oppure ci può essere anche un altro caso in cui viene a commercializzare il suo miele, quindi di conseguenza andrà a indicare sì il suo laboratorio di smedatura anche se usufruisce del suo, se non ha locale, usufruisce quello del laboratorio registrato. Ma perché? Perché è necessario, perché lui dice io commercializzo, quindi andrà a indicare la voce di commercializzazione. Oppure ancora l'apicoltore senza locale che va presso un secondo apicoltore che è praticamente un apicoltore che commercializza, che fa già, andrà a indicare, deve aver selezionato questo, la sua voce laboratorio di smedatura, e proprio perché questo ospitante riceve un numero di alveari, qui c'è scritto indipendentemente, quindi un numero di alveari superiore, melari che derivano da alveari superiori ai 10, è chiaro che questo secondo apicoltore ospitante dovrà indicare non solo sì sul laboratorio di smedatura, ma avrà l'obbligo di indicare anche con una scia attraverso il comune l'ASL, in modo che lo possa identificare in un laboratorio registrato per un'attività posta primaria. Oppure ancora ci sono alcuni apicoltori che possono usufruire di un locale stabilimento a sé stante, cioè non proprio della propria azienda apistica, quindi non legato alla sua attività, e quindi è un altro laboratorio, possono essere anche quei laboratori comunitari. In questo caso questo secondo laboratorio deve essere chiaramente identificato, ma l'abbiamo visto anche nel caso 1. Quindi questi sono i casi principali che interessano la maggior parte dei nostri apicoltori. Io dico sempre agli apicoltori: avete una grande fortuna nel Veneto, adesso ci sono molte realtà simili al Veneto con le piccole produzioni locali, usufruite questa. Tenete presente che quando ho partecipato ai gruppi per le piccole produzioni locali per l'introduzione dell'apicoltura, non ci credevo. L'ho visto un'opportunità grande per gli apicoltori legati a una partita IVA agricola. Quindi non solo le facilitazioni, ma anche a livello facilitazioni strutturali, ma anche facilitazioni a livello documentali, se non fosse anche per alcuni esami che vengono fatti gratuitamente dalla Regione. Allora, questa è una precisazione ancora, che vi ricordo sempre che l'apicoltore è un allevatore di api, è un allevatore di animali, quindi è tenuto a rispettare la salute, il benessere, l'utilizzo dei farmaci. Sottolineo a tutti gli apicoltori l'obbligatorietà del registro dei trattamenti, che deve essere sempre compilato, anche se la maggior parte dei nostri trattamenti, devo dire quasi la totalità, non sono farmaci, non prevedono l'utilizzo di farmaci ricettabili, però la Regione ha indicato che è necessario avere un registro dei farmaci compilato. Ancora se l'apicoltore ha in particolare anche delle attività di seconda non primarie, deve notificare alla ASL le sue attività.
La semplificazione che vi avevo indicato, ed è valida solo per gli apicoltori è quella di andare oltre la notifica tramite il SUAP o tramite il comune nella facilità che ci è stata data dalla banca dati nazionale, ovvero di indicare all'interno spuntare all'interno delle voci laboratorio di smelatura la possibilità di inserire sì, possiedo un laboratorio di smelatura, anche, vi ripeto, anche se inferiore, la vostra consistenza è inferiore a 10 alveari, perché io credo che un buon apicoltore che ha 10 alveari produttivi e che riesce a lavorare molto bene, riesca a produrre anche 30, 40, 50, se è un nomadista, 50 kg per alveare, quindi ha tutta la possibilità e tutte le opportunità di vendere il proprio prodotto. Quindi, indicando il laboratorio di smelatura, ottempera all'obbligo sanitario e quindi non è tenuto a trasmettere ulteriore notifica. E questa tenete conto che è una grande opportunità data agli apicoltori. Tenete conto che può lui stesso ospitare un altro apicoltore purché questo apicoltore abbia al massimo 10 alveari. Ecco, invece qui è il caso che vi dicevo del laboratorio registrato e quindi l'uso collettivo prevede che ci sia una comunicazione, ma questa è una cosa particolare, che non sono in tante associazioni ad averlo. Mi pare che un'associazione di Treviso abbia questa opportunità del laboratorio comunicativo. In questo caso l'operatore apicoltore che usufruisce di questi laboratori non deve indicare di avere qual è il laboratorio, ma deve indicarlo nel proprio manuale di autocontrollo. Questo è molto importante, avere il manuale di autocontrollo. Il manuale di autocontrollo, o io lo definirei manuale delle buone pratiche apistiche, indica e vi permette di registrare, di scrivere tutto ciò che fate, non solo nella vostra manualità con le api, ma anche gli eventuali spostamenti, le vendite, le etichettature e i numeri di lotto, e questo è fondamentale anche all'organo di controllo, ma specialmente a vostra tutela, garantire la tracciabilità. Voi sapete che avete due obblighi fondamentali, essendo gli operatori del settore alimentare: garantire la tracciabilità, ovvero indicare tutto ciò che avviene prima del vostro prodotto finito, ma specialmente in caso di un inconveniente igienico, di un qualche problema, voi dovete garantire la rintracciabilità, ovvero dovete essere in grado di indicare dove quel prodotto, identificato con un numero di lotto, con un numero di funzione, dove l'avete esitato, fino ad arrivare anche quasi, per gli apicoltori molto piccoli, quasi a indicare anche la persona, ma specialmente è necessario indicare quel numero di lotto affinché quell'unico vasetto di miele che ha qualche problema possa permettere la rintracciabilità di tutti i suoi compagni o i suoi analoghi indicati con un numero di lotto. Ancora, ci sono anche le possibilità di alcuni apicoltori che possono svolgere attività in parte nel loro laboratorio, quindi quella primaria, e attività altre post primarie in altri laboratori magari più specializzati, più conformanti. Pensavo anche alla preparazione della propoli. Sapete che la preparazione della propoli, dato che prevede l'utilizzo di alcol, è necessaria la preparazione, se si vuole venderla, è necessaria la preparazione in un laboratorio specializzato con una persona competente. Ma possono essere anche le preparazioni successive, come possono essere le preparazioni, le noccioline con il miele, l'idromiele, l'aceto di miele. Quindi è necessario che per la prima produzione indichi sì nella sala smelatura, nella VDA, ma poi l'altra lavorazione è sufficiente che la indichi nel manuale. Ecco, vorrei adesso vedere le precisazioni, e in una di queste precisazioni era la discussione con il chiarimento che abbiamo avuto anche con Veronica. Allora, una precisazione
è ovvia che gli apicoltori devono prendere nota delle attività svolte, ve l'avevo già dato, sia in forma cartacea o digitale. Si sottolinea l'importanza del manuale di autocontrollo, del manuale delle buone pratiche di produzione. Questi manuali possono essere chiaramente facilitati dall'attività delle associazioni o degli istituti zooprofilattici o anche delle stesse ASL. E tenete presente che l'attività, si sottolinea che l'attività della propria azienda apistica è un'attività primaria e quindi, essendo un'attività primaria in agricoltura, ha tutte quelle facilitazioni che abbiamo visto ed rimane pur sempre l'attività primaria indipendentemente dal numero degli alveari. Come ha detto bene la dottoressa Veronica, chi ha un alveare o ne ha 1000 è tenuto a registrarsi in banca dati nazionale. È tenuto poi a registrarsi a notificare se fa delle produzioni. Ma tenete presente il percorso molto importante, la notifica, la registrazione, solo in caso di alcune produzioni, ma fondamentale è l'essere apicoltore registrato in una banca dati nazionale. Ancora, questa è una delle indicazioni di precisazione. Quindi ai fini della notifica sanitaria si ribadisce che è sufficiente che venga inserito la spunta sì, non è necessario farlo ogni anno. Vi ha detto la dottoressa Veronica che dovete tenere presente gli allegati, ma specialmente gli aggiornamenti. Fondamentale l'allegato B quando un apicoltore cessa la sua attività. Molte volte noi come veterinari andiamo a controllare e troviamo apicoltori che si sono dimenticati da anni. Per adesso ci indica il Ministero di non dare delle sanzioni, però prevedo che a breve, ormai sono molti anni che la BDA sta funzionando, quindi prevedo che a breve ci sarà un'indicazione di una restrizione. Finora non abbiamo mai dato, però tenete presente che avete quell'obbligo. Ma tenete presente che avete l'obbligo anche di fare un aggiornamento annuale. Se le vostre condizioni non sono cambiate, non avete bisogno di indicare ogni volta di avere una sala di sminatura, perché è già detto, si fa una tanto. Ancora, e questa è la precisazione, che l'apicoltore che fa per autoconsumo e che quindi ha 10 alveari produttivi, che usufruisce dell'attività di un altro apicoltore, per il primo apicoltore deve scrivere no nel laboratorio di sminatura, quindi quello che io indicavo sempre. Poi non dovete avere paura di dire se avete o non avete la sala di sminatura, perché potete benissimo indicare anche no se non ce l'avete, perché questa è un'indicazione che usufruite, nel caso avete la possibilità di smielare presso un altro apicoltore e vedete che l'altro apicoltore ha l'obbligo di indicare invece sì nella BDA. Quindi questa precisazione mi aveva, indotto a segnalarvi, a consigliarvi di non mettere quella genericamente non spunta o non indicazione, perché le non indicazioni sono sempre, inducono, e lo dico come autorità di controllo, inducono l'autorità di controllo a indagare. Se uno mi dice no, perché non dovrei credere che non ha una sala di sminatura ed è in autoconsumo? Se uno mi dice non selezionato, mi dico, vado a vedere, magari mi viene il dubbio che mi ha detto non selezionato, poi scopro che cede, seppure occasionalmente e seppure in piccole quantità, cede il suo prodotto. Tenete presente che queste leggi vengono da una mentalità anglosassone, dove il tedesco, anche se non è più Unione Europea, ma l'inglese ritiene piccole quantità o cessioni occasionali le vere piccole quantità o cessioni occasionali. L'italiano, o meglio il mediterraneo, mi piace indicarci mediterranei, non sa esattamente quali sono le cessioni occasionali o le piccole quantità, perché a volte le confonde con una possibilità, un'opportunità, la quale è dovuta un'opportunità agli apicoltori. Voi dovete produrre perché state facendo
un grande lavoro, specialmente all'ambiente. Se poi avete anche delle quantità di miele da cedere occasionalmente, ben venga. Quindi non avete paura di indicarmi sì o no nel laboratorio di smilatura, perché l'indicazione non indicato potrebbe, a mio parere, indurre il controllore a dire verifico. Benissimo. Altre precisazioni. È chiaro che aziende che ricevono altri apicoltori con più melari di 10 alveari produttivi, è chiaro che questa va registrata in database regionale. E ancora, questa è una precisazione per le sale collettive, ma le avevamo già dette. Direi che, vediamo, ecco qua, gli apicoltori che usufruiscono di laboratori esterni non hanno bisogno di indicarlo, metteranno no se laboratorio di smilatura in BDA, perché hanno già indicato nel loro manuale di autocontrollo dove vanno, e quello che vi ho detto all'inizio, le attività post primarie indicano proprio la notifica. È necessaria la notifica perché sono tutte quelle attività, vi ho detto, i prodotti dolciari, i prodotti a base di miele, sono attività che esulano la sola produzione di miele. E poi per terminare quella precisazione sulle piccole produzioni locali, sulla grande opportunità che avete come apicoltori, sia dal punto di vista strutturale, tecnico, ma anche procedurale, di usufruire delle piccole produzioni locali. In questa nota veniva indicata che i 40 alveari sono 40 alveari famiglie produttive, e insisto sul termine produttivo. Ci siamo spiegati anche con Veronica che sul termine produttivo significano 40 alveari che producono realmente, e ai 40 alveari che producono realmente io, che sono apicoltore, ci posso mettere gli alveari che non sono produttivi, gli sciami, le famiglie che sono in fase di produzione. Quindi capite che avete molto margine per le vostre produzioni. Io mi fermerei qui perché ho sforato di 5 minuti togliendoli al mio amico e collega dottor Lorenzo Furlan. Sono a disposizione, se l'organizzazione, sia io che la dottoressa Veronica, a disposizione per qualche domanda, qualche chiarimento, e mi attengo poi all'organizzazione. Grazie, e grazie dell'opportunità che mi avete dato. Grazie a te Stefano, penso che insomma già trovarsi e portare poi avanti anche con le altre associazioni in consulta poi queste situazioni sarà chiaramente da valutare anche assieme a voi veterinari per dare un quadro chiaro. Secondo me è già stato fatto un buon lavoro e le specifiche devono appunto anche un po' dare tranquillità agli apicoltori che erano presi un po' dal panico rispetto a se avevano denunciato 20 nuclei, 10 arnie, insomma si erano un po' impanicati. Adesso secondo me con la prossima denuncia sui BDA di questa stagione, secondo me alla fine andiamo a dare una linea corretta poi di come procedere, insomma, ecco. E adesso vi ringrazio intanto per questa prima fase di lavoro, e magari ci ritroviamo, ci rivediamo al più presto, e darei la parola al dottor Furlan e vediamo appunto la seconda parte della mattinata. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Ok, scusatemi. Allora, vediamo di condividere. Allora, vista. Interrompi condivisione. Allora, riprendo condivisione, scusatemi, eccola qui. Eccola qui. Ok, dovrebbe andare adesso. Vediamo se riesco a farla andare. La vedete? Sì. Ok, è a pieno schermo? Sì. Ok. Buongiorno a tutti innanzitutto, grazie dell'invito. Il signor Presidente mi ha dato questo incarico di
discutere e di darvi le novità in merito ai lavori che si stanno facendo e le opportunità che ci sono sul rapporto tra convivenza tra apicoltura e agricoltura, sottolineando bene le buone pratiche apistiche e agricole. Vi riporterò informazioni anche sul nuovo progetto europeo che si chiama Biodiversity, un Interreg, che è partito in pieno da quest'anno e che sta già producendo dei risultati, quindi cercherò di aggiornarvi e anche di coinvolgervi per quanto sarete interessati al progetto stesso. Allora, come l'agricoltura può creare dei problemi all'apicoltura? Premesso che in linea generale agricoltura e apicoltura sono sinergici, sono alleati, l'uno dà qualcosa all'altro e lavorando bene insieme non possiamo che beneficiare entrambi delle nostre attività. Quindi di per sé dire che agricoltura e apicoltura sono in contrasto è generalmente assurdo, anche se dobbiamo prendere atto che alcune attività agricole possono incidere negativamente sulle api. Dobbiamo solo stare attenti quindi agli aspetti più delicati che possono interferire negativamente sulle api, ma in senso generale noi dobbiamo pensare che agricoltura e apicoltura non possono che beneficiare l'uno dell'altro ed essere alleati per l'ambiente, per il cittadino, per la nostra salute in senso generale. Premesso questo, quali sono i punti in cui l'agricoltura può danneggiare in qualche modo le api? E questi punti sono principalmente la forte semplificazione della flora. Anche in un ambiente bello e pieno di natura come la montagna, ci può essere una semplificazione della flora che può ridurre il potenziale apistico, il potenziale di produzione delle api. I trattamenti insetticidi alle culture erbacee, i microanulari sistemici, voi conoscete tutto quello che è successo e quello che è stato più volte sottolineato sulle problematiche delle morie, adesso vi accennerò brevemente. I trattamenti in post-emergenza, in prefioritura o in post-fioritura dei vigneti e di tante altre culture, dove per esempio vado a fare il trattamento senza aver sfalciato prima le essenze in fioritura e quindi creando un rischio notevole per le api. Non dobbiamo dimenticarci questi interventi agronomici essenziali per la buona convivenza tra apicoltura e agricoltura. Cosa possiamo fare per la forte semplificazione della flora? Noi possiamo fare molto nel nostro progetto di azienda agricola. Noi possiamo cercare di progettare un ambiente, un ecosistema stabile che abbia tante componenti e nel scegliere queste componenti, scegliere componenti che aiutano le api, fanno biodiversità e fanno anche miele, fanno anche una buona popolazione di api che vive bene. Chiaramente ecosistemi così semplificati, come vedete, normalmente non favoriscono molto. Noi abbiamo monoculture in diverse zone che rendono difficile dare un potenziale produttivo buono alle api e quindi dobbiamo cercare di progettare anche il nostro paesaggio in generale tenendo conto di garantire una fornitura di alimento anche alle api. Deserti, chiaramente qui le api non trovano molto, quindi progetto dei nostri territori agricoli in funzione anche del potenziale produttivo delle api, di mantenere le api nel nostro ambiente per tutti i servizi che anche ci danno. Per esempio, se vedete sotto in questa foto un mais non in mezzo a un drenaggio di 100 ettari, ma con anche delle siepi presenti, siepi scelte, costruite, progettate con presenza di piante mellifere, chiaramente consente anche un reddito
un reddito integrativo, voi sapete che a seconda della cultura noi possiamo stimare il potenziale produttivo di miele e quindi possiamo già progettare un territorio che non è solo più bello da vedere e più gradevole, godibile per ciascuno di noi, ma anche che integrando il reddito che deriva dall'apicoltura con quello che arriva dall'agricoltura in senso stretto, consente comunque di avere un buon reddito pur avendo tutti questi effetti collaterali, anzi non collaterali, tutti questi altri aspetti importanti disponibili. E quindi dobbiamo cercare a livello di gestione del territorio e di gestione delle aziende agricole di tener conto del potenziale produttivo anche mellifero e quindi del potenziale produttivo per le api e quindi avere un reddito per superficie che tenga conto di tutto, non solo della produzione del seminativo per unità di superficie per ettaro. Premesso questo che è di carattere generale, ma può trovare molte applicazioni concrete, anche, e dovrebbe anche essere favorito in generale dal punto di vista legislativo, noi abbiamo un altro fattore importante che può creare danno alle api nell'attività agricola e ovviamente, banalissimo dirlo, sono gli interventi con fitofarmaci. Interventi con fitofarmaci, soprattutto gli interventi con insetticidi, perché ovviamente l'ape è un insetto e quindi l'insetticida più direttamente può colpire l'ape e danneggiarla. Noi dobbiamo cercare che questi interventi abbiano un impatto, non abbiano un impatto in assoluto o lo abbiano molto ridotto sulle popolazioni delle api. Noi abbiamo diversi trattamenti che possono incidere negativamente, le polveri insetticide, come sapete per esempio quelle derivanti dalla concia del seme, con prodotti che comunque sono state sempre più ristretti e quindi per la maggior parte dei casi ormai non sono più disponibili. L'irrorazione di fiori e di flora del campo, quello che dicevamo prima, dobbiamo evitare di trattare con insetticidi i fiori presenti e quindi di evitare che l'ape poi possa essere uccisa andando a visitarli. Dobbiamo evitare nell'irrorazione delle piante, chiaramente se la faccio con insetticidi, cemelata ed altro, posso incidere negativamente sulle api, posso avere un problema, è un po' più circoscritto, ma esiste ed è stato dimostrato anche scientificamente. Se io uso degli insetticidi sistemici o della mutazione, le goccioline, che in particolari condizioni la pianta emette, se la pianta ha un insetticida sistemico al suo interno, chiaramente quella goccia diventa pericolosa per le api e può portare a morte l'ape che va a bere. L'irrorazione dei fiori non solo all'interno dell'area coltivata ma anche in prossimità può diventare un rischio, soprattutto se c'è deriva, eccetera. Quindi particolare attenzione anche nel evitare che i trattamenti vadano fuori target, quindi particolare attenzione a evitare la deriva. Quindi il pericolo può esserci dentro e fuori del campo coltivato nella misura in cui i miei trattamenti escono dal campo per vendere, quindi particolare attenzione a come si fanno i trattamenti, particolare attenzione alle macchine, ci sono macchine che sempre più riducono la deriva e quindi riducono questo rischio di andare a trattare anche fiori che non sono all'esterno del campo e non solo fiori. Quindi come possiamo ridurre questo secondo rischio per l'apicoltura derivante dall'attività agricola? Uno potrebbe dire ok, non uso nessun trattamento chimico, non faccio nessun insetticida. Nel biologico per esempio questo si fa, non si fa nessun insetticida, non si fa nessun insetticida di sintesi, comunque ci sono degli insetticidi e anche questi potrebbero avere degli effetti, quindi in generale evitare l'uso, ma essendo non facile evitare l'uso in senso assoluto,
dobbiamo usarli adottando delle tecniche di distribuzione che riducano l'impatto e che riducano con tutti i sistemi antideriva, per esempio le idroelettrici a tunnel e tutte le soluzioni moderne. La tecnologia ci sta aiutando molto e verosimilmente ci aiuterà sempre di più a ridurre questi effetti collaterali, ma soprattutto, questo è un articolo dove trovate delle indicazioni sulla tecnologia per ridurre gli effetti collaterali negativi, ma soprattutto dobbiamo operare nel fare i trattamenti solo dove serve, limitare gli insetticidi alle culture, alle superfici dove effettivamente serve fare un trattamento. E qualora sia necessario contrastare le avversità, sostituire gli insetticidi chimici o gli insetticidi in senso generale che hanno un effetto, potrebbero avere un effetto anche sulle api, con prodotti alternativi non chimici che hanno un effetto collaterale del tutto trascurabile e quindi non pongono a repentaglio la vita delle api e la loro attività. Tutto questo vuol dire applicare effettivamente la difesa integrata, perché questi principi, trattare solo dopo aver visto se ci sono popolazioni di avversità effettivamente importanti in grado di ridurre la produzione, trattare con particolare attenzione e trattare possibilmente con alternative non chimiche, sono di fatto i principi della difesa integrata. E quindi la riduzione o addirittura la cancellazione di ogni pericolo per le api non può che derivare da un'applicazione vera, effettiva, concreta della difesa integrata, che è già un obbligo per tutte le culture e per tutti gli Stati membri della Comunità Europea dal gennaio 2014. Per farla bene dobbiamo applicare i principi, fare una valutazione del rischio e dare dei target cultura per cultura. Se il rischio di danno legato a un'avversità è il 5%, dovremmo dire chiaramente e controllare che il 95% della superficie sia non trattata. Questo vuol dire ridurre fortemente il rischio per l'ambiente, per gli esseri umani e anche contemporaneamente per le api. E a nostro giudizio dovremmo associare a questa valutazione del rischio e all'applicazione dei principi una copertura di tipo assicurativo, in modo da rendere tranquilli gli agricoltori che nell'applicazione della difesa integrata i rischi derivanti da questa applicazione sono coperti e quindi il reddito comunque è garantito. Questo pacchetto, applicazione dei principi, valutazione del rischio dando dei target da controllare, uniti alla copertura assicurativa, sono il pacchetto che consentirà veramente di ridurre fortemente il rischio per le api, oltre che per tutto l'ambiente in generale, e quindi di avere un'apicoltura che può lavorare tranquilla. Come applicare la difesa integrata? Allora, innanzitutto dobbiamo ricordarci un attimo i principi. Io mi permetto in questa occasione di ricordarli molto brevemente. Allora, i principi della difesa integrata sono divisibili in due grossi momenti. Uno è quello della prevenzione, che sono delle scelte preventive strutturali dell'azienda agricola. La prevenzione, che può essere anche scegliere una struttura aziendale con delle siepi, con delle fasce di piante che aumentano la biodiversità, anche erbacee, che poi fioriscono e che quindi sono parte di quello che dicevamo prima, del creare un ambiente favorevole alle api, che diventa più produttivo in senso assoluto, perché anche il miele che ne deriva ha un valore ed è un reddito integrativo per l'azienda, per le aziende in generale. Cosa dice il primo grande principio, la prevenzione? La prevenzione dice che nelle aziende agricole dovremmo applicare tutto quello che può in assoluto ridurre il rischio di danno dalle avversità, in modo tale che successivamente ci sia meno probabilità di dover ricorrere a dei trattamenti chimici. E tra queste
strategie agronomiche che riducono il rischio, come primo mettono la rotazione culturale. Per tanti motivi agronomici, biologici, la rotazione culturale riduce il rischio di dover applicare diserbanti, insetticidi, fungicidi, eccetera, perché la ripetizione della cultura tende a favorire i parassiti e quindi tende a favorire il rischio poi successivamente di dover intervenire contro di loro. Utilizzo di tecniche culturali adeguate, soprattutto la scelta di cultivar resistenti e tolleranti. Se nel mio ambiente ho il problema di una malattia fungina, la scelta di cultivar resistenti o tolleranti, qualora disponibili, chiaramente riduce il rischio e quindi la probabilità di dover fare dei trattamenti chimici. Mettere a suo agio la pianta è ovviamente un sistema di prevenzione, concimarla bene, irrigarla, tutto questo rende la pianta più tollerante a qualsivoglia malattia. Evitare la diffusione degli organismi nocivi con ad esempio la pulizia delle forbici quando si tratta di malattie fungine. Con la pulizia delle trebbie, se passo da un appezzamento infestato con una infestante pericolosa, particolarmente pericolosa, a un appezzamento che non sia infestato, cosa non facile perché il terzista normalmente ha fretta, è sotto la pressione di tanti altri che vogliono trebbiare, quindi ha il telefonino che bolle in mano. Per rendere più concreto questo principio, ad esempio si sta lavorando sulla tecnologia, ci sono delle attrezzature da applicare alle trebbie, delle specie di mulini che un brevetto australiano con il quale si cerca di proprio macinare i semi delle infestanti prima che escano dalla mietitrebbia e quindi in modo automatico, senza dover fermare il trebbiatore, di ridurre la disseminazione da un appezzamento all'altro. Quindi la tecnologia sta cercando di rendere i principi concreti, riducendo gli effetti, diciamo, negativi per gli operatori agricoli. E dopo c'è tutta la protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili che può essere fatto sia con quelle strutture di cui vi parlavo prima, strutture come le siepi, le piccole formazioni boscate che aumentano la biodiversità, la complessità del nostro ecosistema e che lo rendono più stabile. In generale possiamo dire che la ricerca scientifica ha evidenziato in modo chiaro come, salvo alcune eccezioni, la complessità dell'ecosistema lo renda più stabile. Rendendolo più stabile riduce la possibilità che i parassiti raggiungano livelli tali da danneggiare la cultura e quindi riducono il rischio di dover fare dei trattamenti chimici. Questa complessità, che può essere cercata con colture erboree, arbustive, ma anche con culture erbacee, con strisce di culture che producono fiori, diventano di fatto, se ben selezionate, se ben scelte, anche la risposta per la creazione di un ambiente con un buon potenziale mellifero. Quindi mettere insieme questo principio obbligatorio della difesa integrata con il potenziale mellifero delle culture che vado a scegliere o delle piante che vado a scegliere per aumentare la complessità del mio ecosistema diventa un insieme utile per l'ambiente, per le api e per creare qualcosa che sia più stabile nel futuro in ogni ecosistema agricolo che abbiamo oggi a disposizione per produrre, ma produrre non solo culture agricole, ma anche prodotti per l'apicoltura. Quindi qui vedete come i principi della difesa integrata, i principi su cui dovremmo coltivare, siano di fatto, di per sé,
uno strumento utile per risolvere anche i conflitti tra agricoltura e ape e per rendere l'ambiente sempre più favorevole per l'apicoltura. In generale, quindi, possiamo dire che, seguendo i principi il primo grande principio della difesa integrata, la prevenzione, più lo seguiamo, più facciamo prevenzione, più riduciamo il rischio di dover intervenire in linea, cioè durante la stagione, e quindi riduciamo il rischio di dover fare trattamenti chimici e quindi anche insetticidi e quindi anche trattamenti che possono danneggiare le api. Una volta che io ho fatto tutto il possibile come prevenzione per ridurre il rischio di danno da avversità, devo andare poi a vedere in campo cosa effettivamente sta succedendo e quindi faccio una valutazione in linea su cosa succede in campo. E in sintesi estrema vado a vedere qual è il livello degli insetti, delle notue, degli elateri, della diabrotica, della tignola sulla vite, eccetera, eccetera. E qualora veda che questo livello non supera le soglie di danno che sono oggi conosciute e indicative, se non le supero non farò nessun trattamento. Vedete la sinistra di questo grafico. Qualora invece io abbia individuato una popolazione sopra la soglia di danno, devo pormi una domanda. Poi ho una soluzione agronomica, biologica, fisica, alternativa al trattamento? Se la risposta è sì, io devo applicare questa, sì, e deve essere anche sostenibile da tutti i punti di vista della sostenibilità, cioè deve essere efficace, cioè deve funzionare, se no ovviamente non serve. Deve essere economicamente sostenibile, cioè non deve costare troppo. Se il reddito del mais è 200 o 300 euro per ettaro, adesso il prezzo è andato su e possiamo respirare un po', ma fino a poco tempo fa il reddito netto della cultura del mais era estremamente basso e se mi restano 200 o 300 euro per ettaro e non posso permettermi di fare un trattamento che costa 400, deve avere un costo basso ovviamente. Quindi sostenibilità anche da questo punto di vista, se c'è questa sostenibilità e il prodotto è efficace, allora io dovrò, seguendo il terzo grande principio della difesa integrata, che è vedere se ci sono alternative non chimiche, dovrò applicare l'alternativa. Qualora non ci sia l'alternativa, allora potrò andare come ultima risorsa, secondo la filosofia della difesa integrata, potrò andare al trattamento chimico, ma anche qui scegliendo quello che ha il miglior profilo, più selettivo, non elimini gli organismi utili, abbia un profilo accettabile per l'uomo, per l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi, vedete, il secondo grande principio quindi è monitorare bene per capire se le avversità superano o meno la soglia di danno e qualora la superino, il terzo grande principio della difesa integrata è valutare se sono presenti alternative sostenibili da tutti i punti di vista per sostituire il trattamento chimico e il trattamento chimico come ultima risorsa. Ecco, voi capite che se applicassimo il primo grande principio della prevenzione, bene, se applicassimo il secondo e il terzo principio che vi ho descritto adesso, bene, la conflittualità tra agricoltura e apicoltura si ridurrebbe moltissimo e non avremmo fenomeni di mortalità significativi e potremmo avere anche buone produzioni apistiche. Vi faccio due esempi brevissimi e concreti che riguardano anche il bellunese, la parte, tutta la regione o in senso generale, ma anche la parte, diciamo, più verso la montagna, ed è l'esempio il mais e la diabrotica. La diabrotica è un fitofago che si sviluppa esclusivamente nella cultura del mais, quindi cresce in modo significativo solo nella cultura del mais, che fa le uova solo nella cultura del mais, a meno che le popolazioni non raggiungano livelli molto elevati, e che quindi può essere chiaramente bloccato
e può essere così sterilizzato da evitare qualsiasi danno per la cultura del mais qualora si applichi un buon avvicendamento culturale, si faccia la rotazione culturale che, come avete visto, è obbligatoriamente il primo principio su cui si basa la difesa integrata, la prevenzione della difesa integrata. Quindi la diabrotica può essere, deve essere, in base all'applicazione dei principi che sono obbligatori già dal gennaio 2014, realizzata facendo o una rotazione diciamo strutturata, tipo frumento, mais, soia, quindi il mais ogni 2 o 3 anni entra nella rotazione, o 4 a seconda della complessità della rotazione. In questo caso costantemente la popolazione è mantenuta strutturalmente sotto la soglia di danno. Qualora invece voglia fare diverso mais, si può semplicemente fare mais, e quando io supero la soglia di danno con questa trappola cromotropica andrò a interrompere momentaneamente la rotazione culturale, la monosuccessione, scusate, andrò a interrompere la monosuccessione, introdurrò la rotazione culturale e con un solo anno di interruzione ho un beneficio e potrò anche riprendere la semina del mais successivamente, quindi riuscendo a fare molto mais lo stesso. Quindi in questo caso noi la chiamiamo gestione flessibile della rotazione, una rotazione flessibile che viene fatta solo quando effettivamente è necessario per contemperare l'esigenza di avere, per esempio nelle aziende zootecniche, molto foraggio, il più foraggio possibile, ma al contempo evitare che i livelli della diabrotica raggiungano numeri tali da causare un danno alla cultura. Quindi, alla fin fine, il target della difesa integrata per la diabrotica è 0 trattamento chimico contro la diabrotica. E altrettanto, questo è un po' più complesso, una volta che io ho fatto questa rotazione, questo avvicendamento flessibile per evitare che la diabrotica raggiunga livelli tali da fare danno in modo agronomico, io posso avere un danno per esempio dalle teridi su mais, e anche qui l'applicazione della difesa integrata ci consente di individuare le zone che possono avere un danno, e abbiamo i fattori di rischio. Quindi se non ho nessun fattore di rischio, che sono sostanza organica molto elevata, i terreni torbosi, un drenaggio cattivo tipo sistemazione a cavino, avvicendamenti con copertura continua, tipo il prato, faccio il mais subito dopo un prato, oppure doppi raccolti, per esempio colza soia, frumento soia, orzo soia, avvicinamenti di questo tipo qui, popolazioni molto elevate di Agraotes brevis o di alcune specie che sono più pericolose, che noi possiamo monitorare con la trappola che avete visto prima. Questa trappola qui sulla destra è la trappola Iatroref che è usata con i feromoni sessuali per catturare gli elatteridi. Qualora io non abbia nessuno di questi fattori di rischio, non devo fare il trattamento insetticida. Qualora abbia il fattore di rischio sia il prato e lo aris in primavera, subito prima della semina, il cotico che viene interrato attira le larve che non vanno a mangiarmi il seme, e anche in questo caso riesco a evitare il trattamento chimico. Qualora io abbia uno degli altri fattori di rischio, andrò a mettere le trappole per larve, e qualora le trappole per larve mi indicano di essere sotto la soglia di danno, e abbiamo la soglia di danno, non farò il trattamento. Qualora sia sopra la soglia di danno, vedo se posso spostare il mais in un appezzamento che abbia poche larve, oppure faccio il trattamento chimico. Vedete che qui c'è un percorso logico per l'applicazione della difesa integrata. Alla fin fine, nelle nostre condizioni, nella maggior parte dei casi, i trattamenti chimici non sono necessari, e quindi pur non avendo danno, cioè non faccio il trattamento e non ho danno. Questo
supera il 90% dei casi. Nel 90% dei casi non è necessario un intervento chimico a protezione della cultura. Questo vuol dire che quindi se io applicassi bene veramente i principi della difesa integrata, il rischio per le api di trovare insetticidi negli ambienti agricoli che frequentano si ridurrebbe moltissimo. È quindi un'ulteriore dimostrazione di come l'applicazione dei principi della difesa integrata di fatto vada a proteggere e a rendere l'ambiente più adatto alle api. In generale stiamo lavorando molto su modelli che aiutino a basso costo l'applicazione della difesa integrata. Stiamo cercando di produrre dei bollettini, adesso ve ne parlo velocemente, con modelli sempre più sofisticati e ovviamente verificando che siano attendibili per arrivare a dare dei consigli sempre più precisi e specifici. Noi vorremmo arrivare a pezzamento per appezzamento, dando indicazioni molto precise, in modo tale che anche il rischio di errore e l'impegno per la singola azienda di controllo dei singoli appezzamenti sia ridotto e che quindi anche la voglia di applicare la difesa integrata sia sempre maggiore e sia sempre più comprensibile e semplice la sua applicazione. In senso generale noi speriamo che la difesa integrata diventi qualcosa che possa essere compreso da tutti e che possa diventare in tempo reale una previsione che si possa trovare con dei modelli giorno per giorno o almeno settimana a settimana in modo comprensibile e chiaro, con modelli olistici. Un esempio è sono i modelli oggi di orta tipo grano.net o mais.net che fanno questo servizio appezzamento per appezzamento qualora si introducano i dati agronomici di ciascun appezzamento. Quali sono oggi gli strumenti per applicare la difesa integrata che abbiamo noi nel Veneto? Allora, noi abbiamo il bollettino culture erbacee che è prodotto da noi, dalla unità operativa del fitosanitario, dei servizi fitosanitari, dall'ARPAV che con la sua rete di capannine alimenta i modelli previsionali giorno per giorno e dà gli output giorno per giorno in modo da poter prevedere in tempo utile quando un'avversità si presenta e quindi essere tempestivi nell'intervenire qualora si superino le soglie. Abbiamo poi l'università che collabora per questi bollettini soprattutto per problematiche specifiche. Il bollettino viene fornito con email o anche con messaggini SMS qualora sia necessario. Sono costruiti in modo da fare formazione sugli organismi, cioè quindi cerchiamo di fare link, di dare tutta l'informazione possibile per rendere sempre più autonomo l'operatore agricolo nell'applicare la difesa, nel riconoscere i sintomi, nel capire quali sono i fattori di rischio e quindi man mano aumentare la cultura di ciascuno che applica la difesa integrata. Poi cerchiamo di fare preparazione, cerchiamo quindi di informare su cosa fare quando un rischio si manifesta, quindi dire quando fra un mese o due ti diremo guarda che c'è un rischio di danno da notte e tu dovrai usare alla sera un trattamento applicare un trattamento ad alto volume, eccetera, eccetera. E questo consente di essere tempestivi e di ottenere i risultati sperati. Poi cerchiamo di essere flessibili, il bollettino viene mandato anche 2 o 3 volte alla settimana, qualora sia necessario, ci siano temperature elevate che aumentano lo sviluppo, accelerano lo sviluppo delle malattie o dei fitofagi che quindi possono determinare una situazione di rischio. Cerchiamo di tener conto di tutte le interazioni, del fatto che più malattie o più avversità possono avverarsi allo stesso momento e che quindi un trattamento può risolvere più
più di una problematica, oppure che un trattamento può innescarne altre, quindi le interazioni in una visione olistica dell'ecosistema vengono sempre considerate per ottimizzare ogni decisione. Poi con partecipazione interattività cerchiamo di fornire degli strumenti a tutti a gratis. Noi acquistiamo tutta una serie di trappole e le diamo con delle istruzioni, e per migliorare l'informazione che deriva dal monitoraggio regionale chiediamo alle aziende o ai tecnici che hanno le trappole semplicemente di fornire il dato che ne deriva, e così facendo impariamo tutti insieme e anche miglioriamo l'informazione complessiva del monitoraggio e anche cosa fare successivamente. Le culture che vengono considerate sono mais, frumento, soia, tutte le culture erbacee, e ovviamente si cerca di contrastare tutti i principali fitofagi e malattie delle culture erbacee, per poi arrivare a ridurre il rischio e quindi evitare i trattamenti chimici. A questo si aggiunge quello di cui vi parlavo prima, la valutazione del rischio, per dire effettivamente a quali risultati si deve arrivare se si applica bene la difesa integrata. Per quanto riguarda per esempio il mais, che è una delle culture che abbiamo studiato di più, abbiamo individuato con un'osservazione su oltre 30 anni di migliaia di ettari nella nostra regione, che il rischio derivante dagli insetti del terreno, parlavamo prima di diabrotica delle ateridi, è su meno del 4% della superficie, il che vuol dire che il target della difesa integrata dovrebbe essere il 96% della superficie non trattata. Ci sono i fattori di rischio, quindi se io non ho nessun fattore di rischio di cui avevamo parlato prima, il rischio è inferiore addirittura all'1% di danno, e quindi la difesa integrata dovrebbe portare, nei casi di nessun fattore di rischio, al 99% di non trattato. Quando comincio a avere invece fattori di rischio, per esempio un fattore di rischio che è 7% a livello regionale o a livello locale, dipende dove vado a fare la valutazione, il target della difesa integrata diventerà 93%. Questo è semplicemente un esempio per dirvi come è possibile nell'applicazione dei principi definire dei target e quindi capire se sto facendo veramente bene e capire fino a quanto posso ridurre i trattamenti per ridurre anche il rischio per le api. Quindi all'applicazione di principi, a dare degli strumenti per applicare i principi semplici e a basso costo, alla definizione di target che possono essere controllati, abbiamo detto, per chiudere il cerchio e avere uno strumento veramente efficace, noi suggeriamo di aderire anche alla copertura del rischio. E abbiamo a livello regionale, noi siamo fortunati perché il nostro Condifesa, il nostro agrifondo mutualistico sono i primi a livello nazionale ad applicare delle forme nuove di copertura del rischio, i fondi mutualistici che vanno a coprire quello che normalmente le compagnie non assicurano, per esempio le prime fasi di sviluppo delle culture erbacee, dalla semina fino alle 8-10 foglie. Non ci sono forme assicurative, invece con i fondi mutualistici con un costo di 2, 3, 4, 5 euro per ettaro si possono coprire i rischi da crosta, da insetti del terreno, dalle nottue, dalla fauna selvatica, dal colpo di freddo all'allagamento, eccetera, eccetera. Quindi ci sono forme nell'ambito dei Condifesa, quindi soldi degli agricoltori che vanno a coprire i costi, i rischi per gli agricoltori senza intermediazioni e quindi anche con una più elevata efficienza, che rende quindi più sereno l'agricoltore nell'applicare i principi della difesa integrata. In tal modo si riescono a coprire
i rischi derivanti dagli errori dell'applicazione della difesa integrata, ma si riesce anche proprio a sostituire un trattamento chimico quando un fitofago, un'avversità, un parassita ha un rischio molto basso. Il semplice approccio mutualistico, cioè di copertura del rischio, può essere sufficiente. Io ho un rischio di 1 ettaro su 1000 o su 2-3 mila ettari, è chiaro che è molto più conveniente avere un approccio di tipo assicurativo che non andare a trattare una superficie molto grande, tra l'altro contro i principi della difesa integrata, o fare grossi monitoraggi. Per un rischio così basso può essere conveniente riseminare quella volta che succede e evitare tutto il resto, con vantaggio non solo economico ma anche ambientale e sempre indirettamente un minor rischio per le api. Ovviamente il fondo mutualistico riesce a dare una risposta ad A più B messi insieme. I fondi mutualistici sono diversi, che sono offerti da Agrifondo Mutualistico Veneto e Friuli e coprono anche in un pacchetto unico con i contributi comunitari. Da quest'anno il Confindifesa sta cercando di avere un contributo comunitario che copre il 70% del costo derivante dal fondo, per l'applicazione del fondo mutualistico. Quindi ci sono i fondi per i danni da animali selvatici, per le fitopatie, fondo di semina mais, frumento, soia, barbabietola, fondo anche per i danni alle strutture, vigneti e frutto, fondo mal dell'ESCA per i vigneti. Sono fondi che hanno delle coperture anche diverse da fondi comunitari, che quindi diventano ancora più vantaggiosi, sono vantaggiosi in modo netto, come è stato dimostrato nell'applicazione degli ultimi 5 anni, anche senza contributi pubblici, ma con i contributi pubblici diventano ancora più appetibili e quindi si riesce a renderli sempre più appetibili per tutte le aziende agricole. Le diverse malattie che sono coperte, gli elateridi, le nottue, nel fondo di semina mais, la diabrotica, gli allagamenti, la crosta, eccetera. Tutto quello che può avvenire e che riduce l'investimento viene coperto dal fondo mutualistico a un costo che attualmente è meno di 3 euro per ettaro. Qui vado veloce. Qui ci sono i fondi per le strutture, per coprire i danni da strutture. L'anno scorso ci sono stati parecchi danni. Il cambiamento climatico sta rendendo purtroppo più elevato il rischio da eventi avversi, da trombe d'aria e da vento forte, eccetera. E quindi avere una copertura di questo tipo è assolutamente importante per garantire il reddito delle aziende agricole. Ecco, questa è una panoramica per quanto riguarda la difesa integrata e quello che possiamo fare per mettere sempre più nelle migliori condizioni le api, sia dal punto di vista del potenziale mellifero, sia dal punto di vista dell'evitare i rischi derivanti dai trattamenti in agricoltura. Moltissimo è possibile, come avete potuto vedere. Abbiamo le informazioni, abbiamo le conoscenze, abbiamo degli strumenti a disposizione. Dobbiamo solo renderli sempre più applicabili e applicarli davvero. Per fare questo abbiamo anche oggi un progetto che si chiama Bidiversity, è un Interreg Italia-Slovenia, che si è posto il problema di dimostrare come si possa oggi, anche in zone di particolare pregio come i siti Natura 2000, come si possa far convivere molto bene l'agricoltura con l'apicoltura. Qui gli obiettivi che si è posto il progetto, che è stato approvato nel 2020, quindi è cominciato di fatto nel 2020, poi la pandemia ci ha un po' rallentato, ma è in pieno sviluppo e potete anche proprio vederlo nel concreto in Veneto e nella nostra vicina Slovenia.
È un sistema transfrontaliero innovativo per migliorare la biodiversità degli habitat che abbiamo nelle nostre regioni e per monitorare lo stato di salute delle api. Vuole individuare la migliore gestione sostenibile e integrata degli ecosistemi e trasferire questi modelli di gestione sempre più nelle regioni oggetto delle attività. Di fatto abbiamo 10 casi studio, di cui 3 in Veneto, particolarmente presso l'azienda Valle Vecchia a Caorle, una delle aziende pilota dimostrative di Veneto Agricoltura, dove con l'Arnia elettronica stiamo in tempo reale controllando lo stato di salute delle api poste in condizioni diverse che adesso vi descriverò. C'è una serie di attività anche per proprio creare quello che abbiamo visto prima quando abbiamo descritto il primo grande principio di difesa integrata, la prevenzione. Noi cerchiamo di creare degli ecosistemi più favorevoli alle api e che al contempo però siano adatti a garantire una buona produzione agricola e a dare un reddito agli agricoltori. E confrontiamo questi ecosistemi con ecosistemi naturali e con ecosistemi meno sostenibili per vedere qual è il beneficio per le api. Lo strumento che usiamo per fare questo lavoro è l'Arnia elettronica. L'Arnia elettronica di fatto è una strumentazione che viene applicata all'Arnia per controllare in continuo alcuni parametri vitali e capire se le api stanno bene. Quali sono i dati principali che in continuo, mandando dei segnali che vengono poi anche memorizzati, l'Arnia elettronica dà? Il peso in continuo dell'Arnia, il numero di voli delle api giornaliero, la temperatura esterna dell'alveare, la temperatura interna, l'umidità e la percentuale di bagnatura giornaliera. In questo modo, in tempo reale, possiamo vedere se le api stanno bene o se ci sono eventi anche improvvisi avversi in grado di poter danneggiare le famiglie e anche capire perché, quando è successo, cioè quindi diventa uno strumento molto molto importante per monitorare. Quindi diventa uno strumento, voi vedete qui ci sono diverse arnie, di cui una, quella più alta, ha degli strumenti che fanno il mestiere. Vedete la bilancia e sotto c'è la bilancia, qui c'è la telecamerina per controllare i voli, ci sono tutti i sensori per registrare in continuo i parametri che abbiamo descritto in prima. Le arnie elettroniche più vicine che potete vedere, se avete interesse ad approfondire, sono presso l'azienda in Veneto in questo momento del progetto, sono presso l'azienda Valle Vecchia, come vi dicevo prima, che è vicino a Caorle. Qui avete il pannello solare, le sonde della temperatura, il contavoli è questo strumentino qua, e qua sotto c'è la bilancia elettronica per misurare in continuo il peso dell'arnia. Cosa confrontiamo con queste arnie elettroniche? Quindi abbiamo degli apiari che vengono installati in aree che noi chiamiamo aree agricoltura sostenibile, che sono aree dove c'è una buona agricoltura, ma dove si cerca di applicare la difesa integrata nel modo più avanzato possibile, quello che vi ho descritto prima. Si cerca di creare strutturalmente un ambiente secondo i principi della prevenzione e della difesa integrata, quindi non solo si applica la rotazione culturale, ma anche sono state piantate delle siepi che hanno anche un potenziale mellifero interessante per le api, sono state anche seminate delle culture erbacee per aumentare le condizioni favorevoli alle api. Abbiamo anche il silfi in uno di queste aree di agricoltura sostenibile, e le arnie sono messe in alcune zone ripetute che hanno queste caratteristiche di agricoltura sostenibile.
qui questa è Valle Vecchia ha una grande biodiversità, abbiamo tante zone umide, abbiamo zone boscate, abbiamo zone di fitodepurazione che consentono, sono queste zone qui, che consentono a molte specie che costituiscono la biodiversità di stare bene e quindi di aumentare la biodiversità in generale di Valle Vecchia. È una zona rete Natura 2000 per la sua elevata densità di biodiversità, e una ZPS, zona protezione speciale per gli uccelli, e sì che sito di importanza comunitaria proprio per queste sue valenze ambientali. Quindi è una zona particolarmente adatta per vedere sia lo stato di salute delle api con un'agricoltura sostenibile in queste zone, sia nelle zone naturali. Questo è un apiario con l'arnia elettronica, vedete questa è l'arnia elettronica e qui sono tutte le altre che comunque sono monitorate in modo classico per vedere se le api stanno bene. Poi la gestione agricola sostenibile, quindi tutto quello che vi ho descritto prima, viene confrontata con delle arnie elettroniche poste in zone naturali, in un territorio naturale, nel nostro caso verso le zone di barena, di laguna o di zone boscate dove non c'è agricoltura e quindi dove le api non corrono nessuno dei rischi che vi ho detto prima che potrebbero derivare dall'agricoltura, quindi il loro top. E questi due sistemi, il sistema dell'agricoltura sostenibile, il territorio naturale, vengono confrontati con un'agricoltura tradizionale dove è meno applicata la difesa integrata come l'abbiamo intesa prima, dove tutte quelle strutture preventive non sono non sono presenti e quindi un territorio meno favorevole alle api. Quindi abbiamo questo come controfattuale per vedere se effettivamente quello che stiamo facendo in confronto a un'agricoltura più tradizionale funziona. Vedete qui un output delle nostre arnie, che sono i parametri di cui vi ho parlato prima, quindi tutte queste cose potete trovarle nel nostro sito. Vedete anche qui un altro output, qui è il peso, questo è Valle Vecchia nel periodo delle semine del mais. Noi abbiamo seminato il mais tra il 29 di marzo e il 10 di aprile e le arnie ovviamente hanno fatto il loro mestiere nei tre scenari che vi ho descritto prima e abbiamo potuto vedere come il fatto di non utilizzare sostanzialmente a Valle Vecchia, noi applicando la difesa integrata, pur avendo buoni investimenti di mais, non utilizziamo insetticidi alla semina, ne facciamo trattamenti insetticidi dopo per ovviamente ridurre l'impatto sul sito Rete Natura 2000 ed evitare ogni rischio possibile per le api. Voi vedete che in questa condizione il peso delle arnie dopo l'aumento ovviamente che c'è stato all'inizio, si è mantenuto costante durante le semine e non abbiamo avuto, non avremmo saputo proprio il perché, degli eventi avversi durante questo periodo. Quindi dimostrando come un'agricoltura sostenibile effettivamente porti a un buono stato di salute nel concreto per le api. E basandoci su queste informazioni e sulle novità sulla tecnica apistica, abbiamo cominciato da quest'anno, anche nell'ambito del progetto, a produrre un bollettino apistico in collaborazione anche con l'Istituto Zooprofilattico. Quindi voi potete averlo, se poi il Presidente o chiunque voglia fornire degli elenchi di apicoltori, noi abbiamo ovviamente il piacere e il dovere di estendere la diffusione di questo bollettino. Entriamo dentro su due argomenti fondamentali, uno quello della corretta tecnica apistica, dando anche tutte le novità che la tecnica apistica ci consente, in modo che
da fare in modo che tutti gli apicoltori abbiano le migliori informazioni possibili per la gestione degli alveari e come secondo obiettivo ci poniamo quello di fornire in modo continuo delle informazioni che riducono eventuali rischi di convivenza agricoltura-apicoltura. Cerchiamo di informare dove potrebbero esserci i rischi, di dare le indicazioni per evitare che questi rischi avvengano, banalissimo quello di sfalciare ovviamente, quello di evitare di fare i trattamenti quando sono in fioritura delle colture tipo il colza, delle colture particolari, tutte le attenzioni che dovrebbero essere già patrimonio di ciascuno, ma che a volte sfuggono, e quindi si fa una continua informazione per evitare che ci siano questi eventi avversi, e con il monitoraggio teniamo sotto controllo in continuo l'evoluzione in modo da intervenire qualora sia necessario. Il bollettino principale, il bollettino culture erbacee, si può richiedere scrivendo a bollettino.erbacee@verdura, e anche con lo stesso indirizzo si può ricevere il bollettino apistico. Esiste un terzo bollettino che è nato quest'anno, che è il bollettino cimice asiatica, che dà un'informazione precisa sulla cimice asiatica, sui monitoraggi in continuo della cimice asiatica. Con il bollettino potete continuamente vedere qual è l'andamento del monitoraggio regionale sulla cimice asiatica settimana per settimana, quindi potete capire qual è l'evoluzione. L'anno scorso abbiamo avuto una riduzione della pressione della cimice asiatica. Sapete che sono stati anche introdotti i parassitoidi della cimice asiatica, e altri sono arrivati da soli, e che quindi comincia a esserci anche un controllo biologico. Potete essere continuamente informati sull'attività per il controllo della cimice asiatica a livello regionale. Sempre scrivendo a bollettino.erbacee potete avere quindi il bollettino culture erbacee di cui vi ho parlato all'inizio, il bollettino apistico che è partito con questa primavera, e anche il bollettino cimice asiatica, per essere aggiornati sull'evoluzione di questo nuovo fitofago che è entrato nel nostro territorio. E tutto questo servizio ovviamente non ha costi per l'utente, e viene veicolato. Potete trovarlo o sul sito, entrando nella pagina dei bollettini, oppure con le mail. La mail è comoda, viene inviata a tutti quelli registrati, e sulla mail poi avete i link per avere tutto quello che vi ho descritto prima sulla struttura dei bollettini, con formazione, per preparazione, eccetera. E il servizio è continuativo, è per tutto l'anno. Nelle fasi dell'anno in cui è meno importante dare dei consigli tempestivi e precisi sulla coltivazione, si danno i risultati delle prove, e si cerca di tenere aggiornati su tutte le novità che la tecnica agricola e apistica fornisce. Sono a disposizione per ogni domanda. Tutto. Penso che questo, diciamo, sia un momento da sfruttare, visto che abbiamo appunto il dottor Furlan, poiché su certe situazioni è una cosa abbastanza territoriale. Le problematiche si sviluppano magari per quel contadino che butta un farmaco e intanto non gli interessa poi cosa ha accanto. Quindi anche te, Silvano, che sei, diciamo, una persona, insomma, molto attenta a queste situazioni, possiamo magari sfruttare questo momento per interagire con Lorenzo e vedere un attimino. Una delle cose che posso chiedere è questa. Secondo me ci sono delle situazioni nei vari territori in cui io sto notando negli anni un miglioramento rispetto all'informativa, nel senso dell'agricoltore che sta più attento. Però è anche vero che diciamo, le persone anziane, buttare un prodotto o un altro non gli cambia più di tanto. Quindi anche l'età dell'agricoltore determina poi un'attenzione diversa, secondo dal mio punto di vista, ecco.
vedo ancora delle belle irrorazioni di prodotti, intanto buttiamo e va bene, e va là che la va bene, insomma, ecco. Cosa ne pensate rispetto a queste situazioni che poi attraverso denunce non è che si ottiene tanto, quindi non vedo, diciamo, un futuro se non quello lì di informare sempre di più l'agricoltore che l'insetticida non è che paga, ma danneggia il corso d'acqua, perché dopo chiaramente va tutto in quello che è l'ambito anche dell'acqua, quindi dei vari progetti di riqualificazione anche della Laguna Veneta, perché negli anni è stato buttato di tutto poi nei terreni. Quindi questo è secondo me un obiettivo, anche il discorso ambientale di riqualificazione poi attraverso bandi che possono interagire tra agricoltura e apicoltura. Vediamo quali progetti potremo portare avanti su queste, con delle iniziative proprio precise su questi prossime opportunità della comunità europea, poi, no? Perché le opportunità ci sono, insomma, ecco. Quindi io dico che abbiamo qua Lorenzo, ma anche te Stefano, disponibili perché anche Stefano è apicoltore, quindi sicuramente anche lui vede dinamiche magari nel suo territorio, quindi possiamo interagire appunto con entrambi, ecco. Quindi ragazzi, forza, domande sono qua, per cui abbiamo un'altra ventina di minuti per chiudere la mattinata e quindi interagiamo con i nostri ospiti. Grazie. Allora, se posso intervenire, vorrei far presente, no, che il ruolo dell'agricoltore, oltre a produrre cibo, è anche quello di conservare la biodiversità. In realtà, in questi ultimi 20 anni abbiamo visto che l'agricoltura si è specializzata. Ora, questo termine, che darebbe un valore aggiunto, in realtà l'ha impoverita, nel senso che la monocultura produce la desertificazione del territorio. Qui si è parlato bene, bisogna incentivare le siepi, bisogna incentivare la rotazione, ma anche qua, se uno ha un allevamento, nel Veneto ci sono 50 milioni di galline, oche, anatre e animali di questo genere. In Lombardia ci sono 5 milioni di maiali. È evidente che è difficile avere un'agricoltura diversificata, perché questi animali hanno bisogno di mais, di soia, di orzo, e cioè l'agricoltore mi coltiva tutte piante anemofile e quelle entomofile non ci sono, non hanno senso. Questo è il problema di fondo. È difficile dunque che l'apicoltore collabori con l'agricoltore, perché ci sono interessi troppo distanti. Dobbiamo rivedere anche la politica sugli allevamenti, dobbiamo avere allevamenti più piccoli, più contenuti, più a misura d'uomo, diversamente è impossibile. Poi abbiamo il problema dei vigneti, ci sono realtà come il 70-80% di vigneto, territori, il 70% del territorio è occupato da questa cultura. Benedetto Dio, che si faccia anche biologico, avremo 15 giorni di tarassaco e dopo abbiamo il nulla. Cioè, non dobbiamo prenderci in giro. Questi progetti che abbiamo visto sulla Valvecchia sono bellissimi, ma sono locali, sono marginali. Cioè, l'agricoltura, io vedo in provincia di Treviso, anche nel Montello, il bosco delle acacie si sta riducendo perché sta prendendo piedi sempre di più il prosecco, la vite. Anche nella zona di Vittorio Veneto
hanno tolto ultimamente un boschetto e i vicini, i confinanti hanno fatto una denuncia perché hanno modificato il territorio e hanno perso. Hanno perso perché hanno tirato fuori delle fotografie in cui anticamente c'erano le viti. Ma santa Madonna, anche nelle zone del Prosecco la vite è sempre esistita, da quando c'è Dio, ma c'era il filare, c'erano le patate, c'erano i fagioli, c'erano i prati, adesso c'è solo la vite, tenuta bene finché volete, ma non c'è un passero, non c'è una ciccia allegra, non c'è un osetto, c'è il nulla, il deserto. Questa è la situazione nel Veneto che vedo io. Dopo, se ci sono delle osi felici, ben venga, ma credo che sia molto difficile estendere queste osi felici. Mi fermo qua. Presidente, se tu vuoi io dico qualcosa. Infatti penso che sia una cosa, l'intervento un po' di Silvano sia un monito alla situazione che bene o male quando noi andiamo a presentare ai nostri apicoltori dove tenere le api, e ci troviamo in difficoltà quando ci dicono io ho le api, voglio dire magari a Oderzo o a Valdobbiadene, cioè che voglio dire sono veramente areali atti al vitigno, oppure posso immaginare le campagne del Ferrarese. Quindi realmente, a parte i periodi magari in cui si piantano leguminose, quindi in primavera e poi magari nel periodo estivo con gli sfalci di erba medica, ci sono delle carenze. Ecco, quindi Lorenzo, intervieni, dici la tua. Allora, allora, il problema a monte di qualsiasi attività, e quindi a maggior ragione per l'agricoltura, è un problema non culturale ma culturale. Noi possiamo fare cose all'interno della cultura in cui siamo inseriti. Certamente per un periodo è verissimo quello che è stato detto, per un periodo la semplificazione e la specializzazione, come è stato detto, è diventata un imperante, l'abbiamo importata dagli Stati Uniti, ma certamente applicata su larga scala diventa una follia. Non è solo un problema, non è solo un problema per le api. Noi con quelle scelte strutturali, territoriali, e quindi a monte della soluzione c'è una scelta territoriale, una scelta nostra, sociale, su come vogliamo il nostro sistema, che sia ovviamente però gestibile anche a livello internazionale, che sia competitivo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando abbiamo fatto delle scelte di estrema specializzazione anche sugli allevamenti senza una programmazione specifica, di fatto noi abbiamo anche rotto il ciclo della sostanza organica. Non solo abbiamo creato un ambiente più sfavorevole alle api, ma abbiamo anche creato un ambiente che ha determinato una riduzione progressiva della fertilità dei nostri terreni, che ormai sono arrivati a livelli di sostanza organica anche inferiori all'1%. Perché? Perché il ciclo della sostanza organica si è rotto. Non solo l'aratura ha sempre bruciato di più la sostanza dei terreni, ma anche con la grande specializzazione la risorsa della sostanza organica derivante dagli animali che deve tornare sul campo per mantenere i livelli di sostanza organica. In realtà questa sostanza organica è diventata non più una risorsa, ma è diventato un problema, un refluo da smaltire. E le città, se voi avete presente la casa contadina fino a fine anni 60 e inizio anni 70, aveva la concimaia con qualcosa che portava fuori dalla stalla, dalla carioia ai nastri, la sostanza organica sulla concimaia dove si elaborava, si maturava la sostanza organica, e che c'era il gabbiotto fora dove si andava a cagarno gli altri, con un tubetto che andava sempre dentro la concimaia. Quindi
sostanza organica derivante dall'alimentazione umana, sostanza organica derivante dagli animali, tutto insieme, e dopo il prezioso letame tornava in campo e chiudeva il ciclo. Questo ciclo lo abbiamo rotto da tutte e due le parti e abbiamo adesso questa problematica notevolissima della riduzione della sostanza organica. Quindi il problema è proprio culturale e generale per noi, per mantenere il nostro futuro, il potenziale produttivo per i nostri terreni, per mantenere un paesaggio che adatto all'uomo dal punto di vista concreto e anche psicologico, la bellezza negli occhi, eccetera, eccetera. Per mantenere la vita delle api noi abbiamo bisogno di ricreare condizioni in cui i cicli si chiudano, ci siano dimensioni inevitabilmente più piccole delle unità produttive, e applicare tutto quello che in realtà vi ho detto prima, che è di fatto la difesa integrata con la sua prevenzione, è applicare questo su larga scala. Quindi di fatto le leggi ci sarebbero già, è solo una questione di applicazione. Non ti sentiamo più, Lorenzo. No, avete sentito l'ultima parte? Sì. No, ce la siamo persi. Allora mi scuso, forse la mia linea ha qualche problema, adesso controllo. Vediamo se... No, io ho seguito tutto. La mia linea sembra buona ancora, non so. Io chiedo a voi... Comunque quello che concludevo dicendo che al problema culturale va data una risposta, nel senso di chiudere i cicli della sostanza organica, ma in generale di tutti i cicli della natura, in questo modo, applicando quindi anche i principi di prevenzione della difesa integrata che vi ho citato prima. Io creo le condizioni per una buona vita per tutto, comprese le api. È un problema culturale in senso generale e di politica territoriale che deve ridurre quelle enormità che sono state, quelle aberrazioni, dobbiamo dire, di specializzazione molto spinta che di fatto ha portato a rompere i cicli non solo della sostanza organica e a creare un impatto ambientale troppo elevato. Questa è la realtà. Quindi condivido l'intervento e mi sembra che però ci siano gli strumenti per andare in controtendenza, ci siano, è una volontà generale a partire dalla volontà politica. Insomma. C'è qualche altro intervento magari con esperienze sul territorio che hanno dato buoni riscontri, magari che qualcuno ha delle particolari esperienze che possano ribaltare un po' anche la situazione. So che Pier Lorenzoni giù a Rovigo con piantumando e cercando di riattivare quella che è un po' la coltivazione con campi adatti alle api, chiaramente ci sono buone iniziative e buone risposte. Però una domanda la faccio io, no? Cioè, io vedo, e queste sono anche delle situazioni che in altri paesi europei fanno, cioè l'obbligare realmente una percentuale di terreno superiore ai 15 ettari a dedicarlo per quelli che poi sono gli insetti, ma non solo per le api, per riposizionare, diciamo, a livello ambientale col ciclo della vita che sottolineava il dottor Furlan, e che non so realmente quanto controllo di chi deve controllare a livello agricolo in Italia venga fatto, perché alla fine è anche da dire che trovare dei campi completamente incolti rispetto a magari semine che possono rigenerare il terreno
bisognerebbe anche farglielo capire in questo senso agli agricoltori. Inutile che teniamo terreni completamente incolti quando il terreno può essere arricchito con delle coltivazioni specifiche, no? Cioè, questo è. Pier, com'è la situazione là nel Rodigino? Ma guarda, ci sono delle cose che fanno un po' rabbrividire. Ad esempio, sono state finanziate siepi, boschetti, eccetera, eccetera, per anni. Gli agricoltori non è che abbiano aggredito tanto perché per loro era terreno perso, non capiscono l'utilità delle siepi e quelle cose lì, però in tanti invece avevano aderito. Purtroppo i finanziamenti sono terminati già da un paio d'anni, l'anno scorso sono state pagate ugualmente con una proroga, ma è finita, insomma, sta faccenda qua, non si pagano più, quindi l'agricoltore che aveva la siepe molto probabilmente la toglierà, perché insomma è nel suo animo l'agricoltore vorrebbe seminare anche nell'AIA e nel tuo del Fosso. Non mi piace tanto la faccenda della sponsorizzazione della Barilla che sta facendo. Sì, ottima, però insomma, puntare solo sulla faceglia, che in più è una pianta all'ottona e infestante, va a discapito di quella che è la flora nostra. Va bene un po' di faceglia, ma non è la pianta che risolve la situazione. Ci sono miscugli apistici con specie nostrane, lupinella, c'è un po' di tutto, senape, bianca, gialla, abbiamo trifogli, cerchiamo insomma di piantare queste robe qua. Sarebbe utilissimo avere delle piccole fasce come si fa nel nord dell'Europa, non so, Finlandia, Svezia, Norvegia, ogni tanto vedi la strisciolina, a seconda di quanti ettari uno ha, c'è questa strisciolina seminata a fiori per gli insetti impollinatori, a parte le api. Non ci sono solo quelle, anzi, bisogna puntare a salvare tutti gli impollinatori, non solo le api. Insomma, io non vedo un grosso interesse qua in Italia questa faccenda qua. Non mi sembra, non mi sembra. Spero che pian piano si muova qualcosa, ma per il momento ho poca fiducia. Visto anche il taglio del pagamento alle siepi, mi sa che non è quella la strada, insomma. Lorenzo, a te hai Lorenzo, un'idea come Veneto cosa si potrebbe fare per quello che è possibile con finanziamenti, con interventi specifici, visto che adesso appunto anche a livello regionale con la consulta ci sono delle idee e quindi realmente farle passare attraverso l'agricoltore, cioè sacrificare parte del terreno, tra virgolette, dell'agricoltore e metterlo in condizione di dire, ascolta, guarda che devi sacrificare un ettaro su tot per ricreare il cerchio, diciamo, della sostanza organica e il cerchio della vita. Sì, sì, questo è, ma è sempre questione di soldi, di disposizione finanziaria. L'agricoltore purtroppo è preso per il collo. Adesso, a parte gli ultimi mercati negli ultimi mesi che sono cresciuti, ma vorrei vedere poi a campagna prossima se si manterranno, non credo. Gli ultimi raccolti sono stati proprio a sopravvivenza, ormai a 13,5 € al quintale, non è che uno ci possa campare tanto felicemente. Quindi gli dà fastidio all'agricoltore, dà fastidio tutto, tende a risparmiare il più possibile. Se gli proponi di sprecare, secondo il loro punto di vista, una piccola parte che non dia reddito, proprio non se ne parla neanche, ti fucilano. Lì sta nella regione, sta nella nazione, sta nella comunità europea a trovare fondi e pagare queste cose qua, perché sono a favore di tutta l'umanità, queste piccole accortezze, un piccolo ettaro seminato a fiori non fa bene solo all'agricoltore, fa bene a tutti. Di carattere interesse pubblico, quindi bisognerebbe che chi va a legiferare, chi dispone
dei soldi pubblici, ci pensi su queste cose qua. Conviene anche finanziare queste robe qua invece di toglierle. Conviene. Il problema forse è perché non ci sono più agricoltori e sono diventati tutti terzisti. Il terzista ha in mente solo contributi e semina, anche se non c'è reddito, però poi integra tutto quanto dai contributi. Ma guarda, conto terzista o agricoltore si è messi male con entrambi, lascia perdere. Anche le nuove generazioni, io purtroppo ho avuto occasione di notare anche nelle nuove generazioni, anche agronomi, gente di 40-50 anni, che il rispetto proprio, in caso di bisogno, il rispetto salta, non guardano in faccia niente. Allora bisogna... qualche anziano, qualche remora se la fa con la paura che gli facciano un controllo, che succeda questo. I giovani, se capita, se devono seminare, tipo l'altro anno, ad esempio l'altro anno, il mese di maggio è stato molto piovoso e c'era il problema che non si riusciva a seminare la soia e il terreno era stato preparato molto in precedenza. Nel frattempo sono cresciute le infestanti, dal papavero, insomma tante piante sono riuscite ad andare in seme. Quando si è aperta la stagione e ha smesso di piovere, cosa hanno fatto gli agricoli? Invece di rifare la lavorazione meccanica, che ha un costo, sono passati con il suo bel dissecante sulle piante in fiore per seminare poi 2 giorni dopo. E lì, se tu ti fermavi e dicevi guarda che stai irrorando con il Roundup, piante in fiore, che è vietato, ti dicevano, beh, a te che te ne frega? Io ti denuncio e io pago 2 rumeni a spaccarti le gambe. Queste sono le risposte. C'è poco da fare, sono incattiviti, purtroppo il reddito dell'agricoltore è talmente basso e in bilico che questi qua sono disposti a tutto. Non è bello dirlo, però è la realtà. Io vorrei aggiungere anche un'altra cosa. La questione, oltre che culturale, è soprattutto politica, perché ad esempio quest'anno hanno rinnovato la PAC, il piano agricolo comunitario. Ecco, lì si invita, e ci sono tanti soldi, non è che i soldi non ci sono. Il problema è che i grossi agricoltori fanno della finanza, fanno altro, acquistano il terreno e lo danno a lavorare ad altri e tutto diventa speculativo. Non dobbiamo dare inviti, dobbiamo anche dare indirizzi e obbligare, cioè fai una scelta, vuoi i soldi, ti devi adeguarti a coltivare in una certa maniera, non puoi libero mercato. Libero mercato cosa significa? Significa distruggere il mondo. Cioè, a un certo momento la politica si deve imporre, deve fissare dei paletti. I soldi non vanno dati, a mio avviso, in base agli ettari di terra, ma in base agli addetti che lavorano quella terra, perché altrimenti uno ha 100 ettari e con un trattore e un operatore riescono a portare a casa per 100 ettari. L'altro che ha metà, ma perché applica pratiche agricole più rispettose, ha bisogno di molta più gente, molta più addetti e dunque si riduce il profitto, si riduce, ma quello rispetta il territorio, gli altri purtroppo lo degradano e la politica dovrebbe imporsi. Per esempio, ci sono le leggi, come si fa a mettere un filare di viti a ridosso di un fosso? Santa Madonna, manda fuori gli organi di controllo, no? Nei momenti in cui fanno i trattamenti, perché ci sono le possibilità di dissuasere certe figure, però bisogna anche mettere qualche contravvenzione. Prima si informa, io non è che voglio essere un organo di polizia punitivo, prima ti informo e dopo ti devi adeguare, perché altrimenti ti taglio le gambe, no? Insomma, l'inquinamento è ovunque, ovunque.
e tutti lo vedono, soprattutto la politica, ma non intervengono. Allora, non so, io non vedo grandi speranze. Volevo fare intervenire un attimo Stefano su questa situazione qua, come la vede anche lui dal punto di vista veterinario, con questi allevamenti intensivi, con questa perdita che diceva anche Lorenzo, abbiamo praticamente, noi negli anni '80 abbiamo distrutto la nostra agricoltura, e quindi con la stalla, mi ricordo, andavo in montagna, c'era il contadino che aveva le 8 mucche e dopo andavano al pascolo. Abbiamo praticamente abbassato i boschi a livelli con danni poi idrogeologici, perché comunque la Monfenera me la ricordavo a pascolo quando ero bambino, adesso è piena di arbusti e di rovi, e con l'abbandono proprio anche dei boschi. Quindi volevo sentire anche Stefano rispetto a questa situazione di come si potrebbe trovare una soluzione anche a livello di questi grossi allevamenti per metterli in una situazione, visto che l'ambito veterinario, magari sentire anche la tua opinione, insomma. Sì, mi sentite adesso? Sì. In realtà io volevo, ma comunque poi rispondo anche... Ciao Stefano. Ciao a tutti, mi sentite? Sì, sì. Sì, sì, benissimo. Ecco, in realtà io volevo iniziare con una domanda a Lorenzo, ma non per metterlo in difficoltà, sono sicuro che mi risponderà bene. Allora, e poi vedrete che anche rispondo alle domande di tutti su anche le perplessità, e anche a Giuliano. Allora, noi come ASL sapete che, anzi come Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, siamo chiamati ad intervenire in caso di apicidio o di solo spopolamento di alveari. Ecco, tenetelo presente, lo dico a tutti gli apicoltori presenti, perché avete questa possibilità. Un tempo non si sapeva come intervenire, a volte si chiamavano la polizia locale, poi la polizia locale, i forestali. In realtà si è creato questo gruppo all'interno del Dipartimento di Prevenzione, anche con gli altri servizi, come il servizio di igiene degli alimenti, il servizio, lo SPISL addirittura se c'è in caso di sicurezza nel lavoro, ma anche poi anche col fitosanitario, quindi è un bel servizio. Ci chiamano quindi per spopolamenti. In questo periodo, arrivo alla domanda per Lorenzo, in questo periodo gli apicoltori sono molto preoccupati per i trattamenti diserbanti in post-emergenza sui cereali, mais in particolare, mais grano, mais. Ecco, e quindi volevo chiedere, esiste un'alternativa a questo? Prima domanda. Seconda domanda, così vedo di rispondere anche un po' a tutti, no? Il problema, lo diceva Silvano Lazzarin, non sono tanto e altri, non sono tanto i piccoli agricoltori, perché i piccoli agricoltori affidano i loro lavori al terzista, il quale terzista, è vero, rispondo a Matteo Bertin, è vero che tutti siamo nella stessa barca, tutti guadagnano poco, però il terzista trova più comodo fare il trattamento diserbante piuttosto che proporre un trattamento meccanico di sfalcio, di taglio dell'erba, che inciderebbe notevolmente sull'agricoltore. Il trattamento diserbante, questo è facile da fare. Molte volte, e concordo con Silvano Lazzarin, molte volte i trattamenti diserbanti oltrepassano la loro proprietà e se non vanno nella proprietà altrui vanno direttamente nel fosso, perché ormai seminano a ridosso del fosso, cosa proibita. Quindi rinnovo la domanda: esiste una formazione per questi terzisti, oltre che a multarli? Punto di domanda. L'aiuto, secondo me, deve arrivare ai piccoli agricoltori, cioè noi dobbiamo pagare i piccoli agricoltori, quelli che hanno pochi ettari, a tenere il loro territorio. I soldi della Comunità Europea, della PAC, come diceva Silvano Lazzarin, vanno dati a questi,
vanno dati a questi che, come un tempo, come faceva mio nonno, si tagliava fino al culo del fosso per recuperare l'erba per i conigli. Quindi lì vanno dati. Quindi i set aside o i terreni a riposo, come siamo abituati, non vanno bene, vanno ripensati, secondo me, con una coltivazione ragionata, con una turnazione su quello. Altra cosa che piace molto a Lorenzo Furlan, i consorzi di bonifica, che io ho in questi anni rivalutato molto, do ragione a quanto mi diceva Lorenzo, hanno una funzione fondamentale, non solo nel loro lavoro, ma anche a segnalare, perché li trovano andando in giro, tutti quei fossati che sono completamente diserbati, sono completamente essiccati dai proprietari terrieri, e questa è una cosa importante. Quindi le imposizioni, quello di dire tu mi devi tenere assolutamente un pezzo di terra a riposo, non vanno bene. Va fatta proprio, concludo, una coltivazione ragionata, soldi ai piccoli e magari, se volete, imposizioni ai grandi proprietari terrieri di aderire a questa prevenzione. Quanto diceva Lorenzo Furlan, loro la possono fare. Dire ai piccoli o ai terzisti che fanno quello per guadagnare sarebbe difficile. Possiamo incidere su questo. Scusate se mi sono allargato e se non ho risposto a tutti, poi intervengo. Però volevo far rispondere a Lorenzo. Grazie. Sì, allora, perché poi so che Lorenzo a mezzogiorno mi ha detto che deve andare in campagna, quindi bisogna liberarlo. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto abbraccio Stefano che da tempo non vedo e quindi con affetto ti abbraccio Stefano, e questa è la cosa più importante, il rapporto umano sempre prima di tutto. Detto questo, la domanda di Stefano può avere delle risposte molto precise. Allora, la domanda prima era trattamenti in post-emergenza diserbanti su mais. Allora, innanzitutto i diserbanti in generale sono meno pericolosi degli insetticidi, perlomeno questo è, e all'interno di questi si possono, studiando bene le etichette, individuare soluzioni meno impattanti. Quindi c'è principi della difesa integrata che abbiamo visto prima. L'applicazione riduce moltissimo il rischio, che comunque è inferiore, derivanti da diserbanti. Come? Primo principio, prevenzione, rotazione culturale riduce la necessità di questi interventi. Quindi la percentuale di terreni che vengono rotati riduce. Quindi applicazione della prevenzione che dobbiamo fare veramente e controllare, perché dopo torniamo sempre al discorso di prima. Comunque la prevenzione già di per sé. Poi, secondo grande principio, monitoraggio e fare i trattamenti dove serve. Un buon monitoraggio, adesso abbiamo degli strumenti con l'agricoltura di precisione che ci consente di monitorare bene, si riescono a ridurre gli appezzamenti su cui vado a fare il secondo intervento. Terzo grande principio di difesa integrata, io devo introdurre le alternative non chimiche possibili, e in questo caso a Valle Vecchia, nell'ambito del progetto, la soluzione che proponiamo e che proponiamo anche di stendere in generale alle aziende agricole e ai terzisti della regione è quella del diserbo localizzato in tutte le fasi, compresa quella del post, con macchine che contemporaneamente, la potete trovare a Valle Vecchia, abbiamo già fatto le giornate, ne faremo anche una quest'anno, che riescono a ridurre del 90% il trattamento, perché in agricoltura di precisione riescono a lavorare molto vicini alla fila, fanno sarchiatura su tutto il resto, e quindi io posso, non solo per il post ma anche per il per prima, ridurre dall'80 al 90% la quantità di diserbante. Allora mettete insieme tutto, la prevenzione, ho ridotto gli appezzamenti che hanno problemi e le macchie su cui devo intervenire. Monitoraggio. Vado a vedere, no, dico, chiamo il terzista per telefono e gli dico va a farmi il trattamento. Sono andato a vedere e il trattamento serve su 2 appezzamenti del lato nord, eccetera. Su rastro non serve, faccio soltanto sarchiatura, quindi monitoraggio e già la riduco. Dove vado a fare? Uso queste macchine che oggi sono una realtà. Il nostro è un prototipo che ormai è già maturo, può andare su tutte le culture del Veneto. E ormai i trattori con la guida semiautomatica sono ormai
sempre più presenti, è una questione culturale anche lì, saperli sfruttare. Posso seminare in precisione, posso usare la sarchiatrice con gli ugelli per fare il diserbo localizzato dopo e riduco sulla superficie che ho destinato, che era già ridotta al trattamento, di un 80-90% il prodotto. Voi vedete che la riduzione di impatto e quindi anche di impatto sulle api che io posso ottenere se applicassi quello che oggi già dovrebbe essere obbligatorio fare, in base ai principi della difesa integrata dal 1° gennaio 2014, tra l'80 e il 90% di quantità di diserbante che io vado ad applicare. Con un beneficio, fra l'altro, notevole per l'azienda agricola, che facendo i conti, vi avevo citato un articoletto prima, sono favorevoli, nel senso che se io applico anche l'agricoltura di precisione, che oggi sta diffondendo, può diffondersi sempre di più, io di fatto, anche dal punto di vista del costo per ettaro, lo riduco, perché se vado a vedere tutti i benefici, non solo quello della riduzione che vi ho detto prima del diserbante, ma in generale del consumo del carburante, del consumo dei lubrificanti, del calpestamento del terreno, che poi mi porta a avere un terreno che ha meno problemi di compattamento, quindi produttività più... Insomma, c'è tutta una serie di ragionamenti che adesso non ci mettiamo a fare, che porta a dare assolutamente un vantaggio anche economico competitivo all'applicazione dell'agricoltura di precisione. Quindi la mia risposta a Stefano è sì, oggi si può ridurre di molto quei trattamenti, si possono fare delle scelte per quelle meno impattanti e comunque sono meno impattanti degli insetticidi, e a Valle Vecchia potrete vedere, perché voi vi collegate, guardate le anni, e noi quando faremo, usando queste macchine, trattamenti in post, possiamo vedere benissimo se c'è qualche influenza negativa sulle popolazioni di api in tempo reale con l'arnia elettronica. Noi riteniamo che l'applicazione di quello che vi ho descritto adesso non darà nessun effetto negativo sulle api, ma lo verifichiamo sul posto se è vero o non è vero questa cosa. E questo è l'atteggiamento e l'approccio che dovrebbe esserci su tutta la superficie regionale. Posso fare 3 domande, una per ogni relatore? Abbiamo perso la Veronica. Ah, ok, vabbè. Allora, una era il dottor Furlan, perché aveva parlato di 3 zone di monitoraggio. Noi abbiamo visto solo il grafico di crescita di Valle Vecchia, mi sembra, del peso delle arnie durante la stagione. Nella zona dove non si fa, cioè dove si fa un'agricoltura tradizionale, ci sono dati che indicano... Sì, ci sono dati che daremo tutto il confronto. Non ci sono, in quel periodo là non avevano ancora seminato. Noi abbiamo seminato molto presto per una serie di motivi. Eccetera. Contemporaneamente non c'era il confronto, perché l'area dove era stata messa l'arnia elettronica tradizionale, in quel momento non era semina. Adesso stanno seminando anche là e vedremo. Quindi a fine stagione ci saranno tutti i confronti. Okay. In questo momento non sono in grado di dirlo, ma è tutto registrato, quindi quello che salta fuori. C'era già qualche dato magari dell'anno precedente? In questo momento no, ma ovviamente sarà fornito. Perfetto. Poi l'altra domanda era per il dottor Cremasco per quanto riguarda i laboratori. Allora, vabbè, sono d'accordo con lei che per un discorso di autoconsumo i 10 alveari per ogni 10 alveari produttivi, per chi non ha necessità del laboratorio di smilatura, può essere un numero, diciamo, congruo. Il problema, secondo me, qual è? Quando un apicoltore che ha 10 alveari e scrive no, non ho il laboratorio, però dopo ha una produzione extra e decide di andare a far smelare i suoi melari da un apicoltore che ha il laboratorio PPL certificato o altro, si pongono alcuni problemi. Intanto, prima cosa bisogna, io ad esempio qua nella mia zona, se volessi fare qualcosa del genere, non ho nessuno che ha un laboratorio abbastanza vicino, cioè devo fare un bel po' di chilometri. Seconda cosa, c'è il problema del trasporto dei melari, perché comunque i melari contengono
contengono i teleini, e dentro i teleini c'è il miele è un alimento, quindi bisogna, ci vogliono anche quelle norme di trasporto, igiene sul prodotto alimentare. Come si risolvono questi problemi? Devo chiedere scusa, Presidente, devo andare. Posso salutarvi? Grazie della mattinata. Grazie a voi e resto a disposizione per ogni ulteriore domanda per andare avanti. Speriamo di fare queste cose in presenza, che si riparta, insomma. Intanto ci siamo rimessi in moto, però in presenza è sempre qualcosa di diverso e più umano, sicuramente. Vi abbraccio tutti, vi ringrazio e alla prossima. Se Presidente, se vuoi mandarmi gli elenchi, noi mandiamo il bollettino a Pistico e anche agli altri, a tutti. Perfetto. Dopo, chiaramente, sentiamo dopo e faccio il lavoro la prossima settimana. Benissimo. Stiamo in contatto. Grazie infinite, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie, Ciao. Grazie, ciao. Benissimo, allora rispondo a Matteo Bertà. Allora, per quanto riguarda gli autoconsumi abbiamo capito, quindi l'apicoltore mi segna no nella smielatura, sa la smielatura, e vede che ai 10 alveari ce ne possono aggiungere degli altri o anche con gli stessi 10 alveari diventa un bravo apicoltore e quindi meglio di me, quindi riesce a produrre una quantità che convenientemente e anche utilmente può dare non saltuariamente ma continuativamente ad altre persone, quindi ritiene di andare a smielare. E credo comunque che anche i suoi 10 li smielerebbe, li verrebbe da qualche parte. Quindi lascia no, si rivolge a un altro apicoltore che ha meno, che lo accetta perché ha 10 alveari produttivi. Ecco, il problema di non averlo vicino, sì, questo è diciamo, è un problema che c'è in certe zone. E per il problema del trasporto no, perché sapete che il trasportare i melari tal quali è considerato un prodotto primario, quindi non ha bisogno di particolari né strumenti, ma di particolari mezzi. Chiaro che se uno mi trasporta i melari in un carro per il trasporto letame, credo, ma penso che i vostri trasporti siano conformi, insomma, tutti i nomadisti, tutti trasportano tranquillamente i loro melari dal Montello piuttosto che dalla zona Ferrara o da Venezia con i loro mezzi e assolutamente non si pongono questi problemi. È considerato un prodotto primario e quindi non soggetto a queste limitazioni, quindi non è un problema. Per quanto riguarda come risolverlo, io propongo sempre la soluzione delle piccole produzioni locali per gli apicoltori che sono anche agricoltori, ma se anche non lo fossero e ritenete di avere una piccola saletta di smielatura utilizzando la registrazione da parte dei servizi veterinari. Personalmente sono tuttora convinto che anche la cucina di casa vada bene. Cioè immaginate che nella mia cucina cucino giornalmente per la mia famiglia, ma addirittura se è una famiglia come la mia, siamo abituati ad avere ospiti, quindi ad avere anche 10, 15, 20 persone a mangiare, quindi sia adeguata per farci anche questo tipo di lavorazione. Ma nella mia esperienza, adesso non abbiamo il tempo, avevo preparato con la collega Alessia Marinucci, avevo preparato un excursus di quali sono le sale di smelatura, diciamo, che si adattano per piccoli apicoltori. Sono molto semplici. Chiunque di voi ha un locale che può utilizzare convenientemente, ma credo che lo utilizzi normalmente per i suoi 10 alveari in autoconsumo. Non credo che si metta a smielare sull'aia di casa, sul cortile. Lo fa normalmente in un locale che ritiene essere più adeguato possibile. Quindi non vedo la difficoltà.
la facilità con le PPL, perché ci sono delle facilitazioni per quanto riguarda la tecnica, le altezze dei locali che non sono più di una certa, non vanno più nei criteri dell'abitabilità, possono essere anche più basse, ma anche per quanto riguarda i percorsi, il ridurre tutto in un unico locale, dato che la produzione è piccola. Quindi non lo farei un grosso problema. Io credo che ognuno di noi come apicoltore, io stesso, quando si poteva fare questa richiesta all'ASL, l'ho fatta la mia ASL, per utilizzare la mia cucina di casa, mi è stata concessa. Ma chiunque di voi presso la vostra ASL può ottenere non si parla più di autorizzazione, una registrazione in questo senso. Tenete conto della facilità che avete. Voi non dovete neppure fare una comunicazione, lo indicate, indicatelo pure. Presenza di sala di sminatura? Sì, non è necessario che sia autorizzata. Lo sarà nel momento, vi ho indicato i casi dove è necessario un intervento, una comunicazione tramite SUAP. È necessario quando la vostra commercializzazione travalica il familiare, le conoscenze, le ipotesi. Esitate il vostro prodotto in mercati locali, in fiere e manifestazioni, date un'etichettatura conforme sia PPL o meno. Cioè, in quel caso lì è vostro obbligo comunicarlo, ma già lo fate, lo comunicate nel luogo dove andate a fare la fiera, il mercato, la manifestazione, perché il comune vuole e comunque vi chiederà: siete registrati presso l'ASL? Ma il piccolo apicoltore, scusatemi, fino adesso è stato concesso, il piccolo apicoltore che ha 10 alveari o neanche 20 e vuole commercializzare il suo prodotto nella ristretta cerchia delle sue conoscenze, pur mettendo l'etichetta, tutto, osservando tutte quelle norme che vi ho indicato di regolamenti, non vedo la difficoltà. Scrivetelo pure. Nel momento in cui ci siamo posti come ASL, ma penso che sia anche in altri servizi veterinari, il controllo, e andremo a vedere tutti quelli che ci hanno indicato, pur avendo anche 10 alveari, ci hanno indicato presenza di sala di sminatura, voi capite che il nostro interesse è agire secondo il principio della categorizzazione del rischio. Mi spiace a volte con voi apicoltori, con gli apicoltori più grossi che hanno 500-600 alveari, che ci ripetono: siete ogni anno da noi, perché non andate a controllare il piccolo apicoltore? E noi rispondiamo: voi che avete 500 alveari, dal punto di vista del rischio siete sicuramente più rischiosi, avete dei comportamenti che potrebbero andare sul rischio. Ma queste cose, non vorrei dilungarmi troppo, le possiamo applicare anche per chi ha le 50 galline ovaiole e che vende le uova. Cioè, voi capite che noi all'AIA, che è il più grosso produttore italiano e forse europeo di uova, siamo lì tutti i giorni, di giorno e di notte, perché producono sempre al macello lo stesso, dal piccolo produttore di 50 uova a giorno, forse 30 uova a giorno. Nella nostra programmazione ci sarà anche quella, ma non potete pretendere che siamo da tutti anche quello. Ricordatevi, quando vi ho dato la definizione di OSA, operatore settore alimentare, la normativa europea dà la responsabilità all'OSA. È cambiato il modo di pensare e del controllo da parte delle autorità competenti. Un tempo eravamo responsabili noi di ciò che facevate voi, noi avevamo bisogno del controllo. Adesso è cambiato tutto. Matteo, è cambiato tutto, siete voi responsabili, voi mi dite che lavorate bene e io ci credo. Nel momento in cui trovo il tuo vasetto di miele, che all'interno del vasetto di miele ci trovo le ali delle api, trovo il vasetto non c'è un'etichettatura conforme, e te lo trovo magari in un banchetto alla vendita in un mercato,
tu capisci che in quel caso qualsiasi autorità competente, noi come la forestale o come chi ha, o anche il servizio repressione frodi, perché esiste anche il servizio repressione frodi, quando voi esitate sul mercato un prodotto che etichettate come acacia ed è castagno, voi sapete che siete soggetti a una sanzione molto pesante, quindi, ma siete voi che lo dichiarate, la responsabilità è tutta vostra. Sono stato chiaro? Grazie. Ditemi, Matteo, devi riattivare il microfono, non sento. Grazie. Stefano, hai dato proprio questa ultima parte, chiarificazione. Hai chiuso il cerchio sulle preoccupazioni degli apicoltori, proprio di come che stiano sereni, ecco, insomma, che se uno fa le proprie pratiche apistiche in maniera corretta, anche, voglio dire, in una sala in casa, non è che, voglio dire, arrivate col mitra puntato, ecco, cioè è una cosa che bisogna riflettere un po' tutti, e una delle iniziative anche in consulta è quella lì di avere dei PSR specifici magari per gli apicoltori, e questo è un mio progetto, Stefano, di riuscire a trovare una forma per quegli apicoltori là che sono già registrati magari con il BDA, con delle documentazioni da più di 5 anni, dargli la possibilità nelle adiacenze dell'abitazione di creare un 4x4, un 5x5, perché realmente magari non hanno il posto dove smielare, e magari creando un appendice a una costruzione gli diamo la possibilità realmente di usufruire di un posto in cui possono stare sereni nell'avere anche 30-40 alveari. Questo è una cosa che è un mio obiettivo come presidente, cioè cercare di migliorare ulteriormente le pratiche di gestione proprio della trasformazione, e pertanto portare avanti questa possibilità anche per quelli che hanno un numero anche inferiore ai 40 alveari, perché molti non hanno potuto sviluppare i bandi la passata stagione perché chiaramente hanno magari denunciato 36-37 casse, quando magari facendo 42-43 potevano entrare magari in una graduatoria per farsi un laboratorio. Quindi stiamo parlando anche con le altre associazioni per trovare una sinergia, sia per portare avanti queste iniziative, insomma, di cercare anche di aumentare gli apicoltori che hanno più casse, cioè non che si limitano alle 10 o alle 20, che poi non possono aumentare perché chiaramente non hanno il posto dove smielare. Quindi cercare di dare la possibilità all'interno magari della propria abitazione di fare chiaramente una nuova costruzione adeguata come adiacente all'abitazione. In questo modo qua, mettendo anche dei vincoli, cioè non è che usi le api per farti l'ampliamento della casa, no? Devi avere magari 8 anni che fai apicoltura e avere anche la possibilità negli anni successivi di dire per i prossimi 5 anni noi ogni anno veniamo a vedere cosa fai su quella stanza. Se realmente nel mese di giugno-luglio, quando è da smielare, quella stanza fai qualcos'altro. Quindi realmente dare la possibilità a chi vuole fare un salto aziendale di stare tranquillo anche su questa situazione qua, insomma, visto che i soldi ce ne sono da spendere a livello di consulta, e di puntare anche su questo miglioramento, capito? Per cui anche da parte vostra, magari tutti assieme, Stefano, creare un gruppo di lavoro per spingere anche di migliorare i piccoli che vogliono partire, insomma, ecco. Questo è. Certo, un obiettivo nostro è quello di essere sempre più a disposizione. Tenete presente che analizzando con la mia collega le varie le non conformità, erano veramente poche. Abbiamo trovato delle condizioni buone. Nessun apicoltore, a mio parere, ha la voglia di lavorare male o
pochissimi casi abbiamo trovato. Sapete dove dovete agire? Cercate di avere, no, è obbligo avere il manuale delle buone pratiche di lavorazione e specialmente scrivere ciò che fate. Ricordatevi che quando voi avete scritto ciò che fate e fatto ciò che avete scritto, siete sempre giustificabili. L'abbiamo introdotto, se avete visto, anche nel piano di lotta alla varroa, no? Quando alla voce lotta alla varroa, i vari trattamenti, c'è un'ulteriore voce che è stata inserita: dimostrazione di piani di lotta, di tecniche o modalità ad uso dell'apicoltore. Nessuno di noi vuol dire voi siete veramente fantasiosi. Se trovate un metodo di lotta alla varroa con l'acqua sicuramente efficace, che una bagnatura delle api mi fa cadere la varroa, come lo è stato per lo zucchero a velo, benissimo, sta a voi la responsabilità. Quando è che vi possiamo colpire? Quando a una dicitura di questo tipo corrisponde il trattamento con il clorbenfenfos, piuttosto che con il prodotto di agricoltura che viene utilizzato impropriamente sulle api con le stecche di legno. Noi dobbiamo colpire, il nostro compito è colpire i disonesti, non chi ha voglia di lavorare. Cioè, e anche per quanto riguarda, Giuliano, per quanto riguarda le costruzioni che i comuni possono dare e adibire, è giusto il principio che uno gli viene data questa possibilità, ma nel momento in cui non utilizza più quel locale per lo scopo per il quale è stato autorizzato, lo deve chiudere. All'estero nasce una stalla per quella specifico scopo. Nel momento in cui l'allevatore non fa più quello scopo, non lo utilizza più, non esiste come in Italia che diventa il magazzino, diventa la casa per il figlio, la casa per il nipote e così via. E purtroppo, sapendo questa malcostume degli italiani, dei mediterranei, è chiaro che si sono inasprite i controlli e di conseguenza questo ha penalizzato gli onesti. Quali sono gli onesti? Quelle persone che hanno veramente bisogno di locali per poter fare il loro lavoro. E siccome ci sono i disonesti, pochissimi, vengono penalizzati gli onesti, che sono invece moltissimi. Questo è un principio generale per tutto. Certo. Va bene. L'ultima cosa era una domanda che avevate rivolto, penso, non so se Matteo Bertan o forse Pierpaolo, per quanto riguarda, era la richiesta per quanto riguarda gli allevamenti, cosa si può fare per gli allevamenti intensivi. Allora, è stato un nostro, non una necessità, sì, una necessità dell'allevatore che ha copiato i sistemi americani, quello dell'allevamento intensivo, ma si stanno ridimensionando perché sempre più il nostro lavoro di prevenzione è orientato al benessere dell'animale, alla salute degli animali, e tenete conto che solo applicando le leggi sul benessere animale i grossi allevamenti intensivi hanno molta difficoltà a rispettare queste richieste, queste necessità, questa obbligatorietà. Quindi questo è un primo punto. Un secondo punto sul quale potete lavorare molto è la capacità degli allevatori, come siete anche voi, di capire che le piccole produzioni, che dare il prodotto a filiera corta paga molto di più che esitare sul mercato un prodotto che viene, diciamo, che si scontra con il prezzo. Vi faccio un esempio del latte: ci sono alcune strutture che hanno visto bene di trasformarsi in piccoli caseifici piuttosto che dare il latte a 27 centesimi al litro. Quindi valorizzare il vostro prodotto. Ve lo insegnate voi come apicoltori quando avete valorizzato il vostro prodotto, dandogli una certa forma, avete cominciato a dire che non esisteva il miele solo il miele millefiori, ma esisteva la cacia, il castagno e così via. Me l'avete insegnato voi quando avete cominciato a esitare il polline piuttosto che altri prodotti.
Quindi la specializzazione, ma poi coniugare la produzione con il rispetto dell'ambiente sarà la strada vincente, la soluzione. Vi devo, ecco, se non ci sono altre domande vi devo lasciare per non dimenticare gli altri allevatori che ho trascurato questa mattina. Grazie Stefano, un piacere e vediamo appunto di poi ritrovarci con qualche conferenza, qualche momento dal vivo. Ok, quindi salutiamo e ringraziamo. Grazie infinite. Volentieri. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie Arrivederci. a tutti. Grazie di tutto, buona domenica a tutti. Ciao, Buona allora domenica a tutti. vi saluto, spero appunto che questa sia stata una mattinata chiarificatrice su quelle che erano le situazioni per BDA. Sono molto contento insomma delle relazioni che sono state portate avanti e in bocca al lupo per questa stagione apistica. E niente, insomma, dai, speriamo che i prossimi giorni la temperatura si alzi perché qua la situazione è anomala. Pertanto alle prossime riunioni, ai prossimi incontri, siamo in zona gialla per cui ripartiamo un po' con tutto. A presto, ciao a tutti. Ciao, arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Grazie per il convegno splendido. Ciao a tutti, buona giornata.